Intanto buongiorno a tutti e iniziamo il trittico, il primo focus del trittico 2020, purtroppo in modalità online, ma speriamo di cavarci fuori anche delle cose positive. E quindi però abbiamo cercato di mantenere la tradizione del convegno di Conegliano al CIRVE, anche con la scaletta iniziale dei saluti, e quindi la carne al fuoco è tantissima oggi e quindi vediamo anche di correre veloci. Io cedo immediatamente la parola all'ingegnere Alberto Negro, commissario di Veneto Agricoltura, che appunto apre i lavori. Prego, commissario. Grazie Renzo, grazie a tutti per essere intervenuti. È una modalità un po' particolare. Come hai detto tu, siamo in una situazione generale italiana e mondiale che ci insegna anche un nuovo modo di comunicare. Stiamo imparando tutti come queste videoconferenze, come questi webinar possono comunque rispondere alle necessità. E quindi faccio ancora una volta i complimenti a tutto lo staff di Veneto Agricoltura che è riuscita ad organizzare anche in questa nuova modalità questo primo appuntamento del trittico. Quindi anche quest'anno, come nella tradizione ormai da tanti anni, Veneto Agricoltura, in collaborazione con la Regione, con ARPAB, il Servizio Meteorologico di Teolo e il CREA VE, Viticoltura ed Enologia di Conegliano, l'Università di Padova, organizza l'ormai storico focus dedicato allo stato del vigneto veneto a inizio estate e alle prime anticipazioni di questa produzione 2020. Purtroppo, come abbiamo detto, a causa delle restrizioni dovute all'emergenza, dopo tanti anni per la prima volta l'incontro non si tiene a Conegliano, nella bellissima aula magna del CIRVE dell'Università di Padova, ma online in questa piattaforma. Scusate, non avevo abbassato il telefono. Quindi ricordo che il focus in programma oggi rappresenta il primo incontro del trittico dei 3 appuntamenti importanti del trittico vitivinicolo veneto, un'iniziativa che Veneto Agricoltura, d'intesa, come abbiamo detto, con la Regione, con Avepa, con ARPAV, con l'Università di Padova, con il CREA, propone al comparto vitivinicolo veneto da molti anni. Questo trittico è suddiviso in 3 momenti diversi: il focus di giugno, durante il quale viene fatto il punto sullo stato del vigneto e fornite le primissime indicazioni di produzione; un secondo appuntamento ad agosto con la fornitura dei dati previsionali della vendemmia del nord-est nelle principali regioni italiane, oltre che Francia e Spagna, un altro appuntamento certamente molto interessante e molto importante. E poi a gennaio dell'anno successivo, in occasione del quale vengono forniti i dati consuntivi della vendemmia ed affrontati alcuni importanti temi legati al marketing del vino normalmente. Questo webinar prende dunque il via, con questo webinar prende dunque il via il trittico vitivinicolo 2020, che introduce un'annata vinicola che certamente fino a pochi giorni fa si annunciava o sembrava essere tranquilla ed interessante. Purtroppo negli ultimi giorni la situazione si è un po' complicata a causa di una serie di giornate che meteorologicamente sono state instabili, accompagnate da grandine e piogge che hanno colpito diverse zone del Veneto. Anno dopo anno il comparto agricolo e quindi anche la viticoltura deve sempre più fare i conti con le condizioni meteo instabili ed imprevedibili dovute a questi cambiamenti climatici che ormai interessano anche le nostre latitudini. Periodi di siccità e ondate di calore si alternano spesso in maniera repentina a gelate tardive, bombe d'acqua, periodi prolungati di precipitazioni intensi, grandi, insomma queste condizioni mettono certamente a dura prova tutti i nostri agricoltori e le nostre imprese. Di fronte a scenari così mutevoli sarà dunque certamente molto interessante ascoltare anche quest'anno i nostri esperti che in tempo reale
ci mostreranno la fotografia del vigneto veneto alla vigilia dell'estate. E stiamo parlando del dottor Francesco Rec, che ringrazio moltissimo per il suo contributo, del servizio meteorologico dell'ARPAV. Ci spiegherà cosa è successo sotto il profilo meteo in questo primo semestre del 2020 nel Veneto. Il dottor Diego Tomasi, anche lui lo ringrazio perché è sempre presente a questi nostri appuntamenti del CREA VIA di Conegliano, che ci illustrerà invece lo stato del vigneto veneto e ci fornirà le primissime indicazioni di produzione grazie ai dati raccolti in questi ultimi giorni nelle diverse aree viticole della regione. A tal proposito ringrazio non solo il direttore del CREA Riccardo Velasco, un amico di Veneto Agricoltura come tutti gli altri, che tra poco ci porterà i suoi saluti, e naturalmente Diego Tomasi per il lavoro svolto, ma tutti gli operatori voglio anche ringraziare, in particolare delle cantine dei consorzi che hanno reso possibile la raccolta delle informazioni che oggi ascolteremo. Chiudo i ringraziamenti, scusate, con la professoressa Margherita Lucchin, direttrice del CIRVE dell'Università di Padova, che come accennato per lo svolgimento di questo focus di giugno ci ospitava solitamente nella sua sede di Conegliano. L'assessore all'agricoltura della Regione Veneto, dottor Giuseppe Pan, che ascolteremo tra poco. È previsto anche un intervento del dottor Alberto Zanol, direttore della direzione agroalimentare della Regione Veneto, nonché alcuni flash sulle diverse aree viticole regionali. Quindi ringrazio tutti, ringrazio lo staff di Veneto Agricoltura, Renzo Micheletto, Mimmo Vita, Stefano Barbieri e i loro collaboratori, e vi auguro una buona giornata e speriamo che questa situazione nella quale ci troviamo tutti ad operare possa finire presto. Sto parlando dell'emergenza, ma che comunque insegni, come sta insegnando a Veneto Agricoltura, insegni anche a tutti un nuovo modo di comunicare, un nuovo modo di fare, di dare informazione e di fare informazione. Veneto Agricoltura si sta velocemente adeguando con le dimensioni che una pubblica amministrazione può fare, ma certamente da qua usciremo più rafforzati e più competenti e più capaci di poter dare informazioni e comunicare verso l'esterno. Grazie a tutti e buona giornata. Grazie commissario ingegnere Alberto Negro, e come dicevo noi abbiamo mantenuto la scaletta che tutti gli anni avevamo a Conegliano, e quindi cedo immediatamente la parola alla professoressa Margherita Lucchin, che è la direttrice del CIRVE appunto di Conegliano. Prego professoressa e grazie. Buongiorno a tutti e grazie a voi, grazie allo staff di Veneto Agricoltura che ci permette anche quest'anno, nonostante l'emergenza Covid, di incontrarci per questo primo appuntamento del trittico. Quindi è con vero piacere che partecipo, sperando ovviamente che l'anno prossimo si possa ritornare a incontrarci nella sede storica di questo primo focus, diciamo, quindi la sede di Conegliano. Questo è un periodo un po', come diceva anche l'ingegnere Negro, un periodo difficile per tutti. L'emergenza Covid ha un po' sconvolto il nostro modo di lavorare, però appunto cerchiamo di acquisire strumenti nuovi che anche in futuro potremo poi utilizzare in maniera proficua. Ecco, diciamo che l'emergenza ha prodotto certamente, come tutti sappiamo, difficoltà all'economia nazionale, e il comparto vitivinicolo non è certo esente. Per cui queste nuove difficoltà vanno ad aggiungersi a quelle storiche, quelle che già c'erano prima, cioè la difficoltà di controllare e di gestire in maniera adeguata la produzione a seguito proprio dei cambiamenti climatici che, come ricordava l'ingegner Negro, ci danno dei fenomeni estremi che sono sempre più frequenti e spesso sono imprevedibili. Per cui diciamo, la gestione che già del vigneto, che già di per sé non è semplice perché lavoriamo in campo, e quindi
il meteo non è mai stato governabile, in questi anni sta diventando creando veramente difficoltà nuove. Quindi l'incontro di oggi, come al solito, ci porta a fare il punto sullo stato vegetativo e fitosanitario sulla base anche di quello che è stato l'andamento del primo semestre. Anche quest'anno abbiamo avuto un periodo di temperature elevate, sopra la media, con assenza completa di precipitazioni, e poi in questi ultimi giorni invece tutto è cambiato e siamo tornati a interfacciarci con temporali piuttosto violenti. Ecco, le simulazioni che vengono fatte sui cambiamenti climatici ci dicono che la fenologia della vite subirà dei cambiamenti piuttosto consistenti, avremo delle stagioni di crescita più brevi, avremo un anticipo di tutte le fasi fenologiche, non solo un anticipo ma anche un accorciamento delle diverse fasi, per cui si parla nel medio periodo di anticipi di vendemmia che potranno arrivare anche a 4 settimane, e non c'è dubbio che questo potrà avere effetti importanti sulla qualità delle produzioni e addirittura potrebbe arrivare a mettere in discussione la possibilità di continuare a coltivare certi vitigni nella nostra regione. Quindi si parla di anticipi. Cambiamenti climatici. Prego? Prego? No, prego, professoressa. Ah, ok, pensavo fosse stato un intervento. No, qualcuno che aveva il microfono aperto, immagino. Ecco, quindi direi che il monitoraggio dell'andamento climatico diventa oggi imprescindibile, insomma, in questo senso proprio il focus del trittico, i 3 focus del trittico sono, in particolare questo primo e anche il secondo, sono assolutamente indispensabili, credo, per i produttori. Ecco, una cosa che poi rende ancora più impegnativo il lavoro dei viticoltori è il fatto che questi cambiamenti climatici devono interfacciarsi con quella che è la necessità sempre più impellente di sostenibilità. Dobbiamo andare verso una viticoltura con meno chimica e più agronomia, e quindi agronomia significa corretta gestione e messa a punto di tecniche culturali che devono essere innovative. Questo richiede professionalità, ma direi che la cosa non ci spaventa più di tanto, nel senso che anche l'Università di Padova, attraverso il CIRVE, in collaborazione certamente con la Regione e con il CREA, anche con la Scuola Enologica di Conegliano, con i consorzi di con le associazioni produttori, diciamo che siamo tutti pronti per sperimentare e mettere a punto nuove tecniche, nuovi protocolli di gestione in grado di valorizzare le nostre produzioni. Quindi io mi fermo qua, direi benvengano questi incontri, che sono sempre un momento, anche nonostante siano online, sono sempre momenti di incontro e di confronto importanti. Quindi mi associo agli auguri dell'Ingegner Negro, di buon lavoro a tutti e di un proficuo scambio di opinioni. Grazie ancora. Grazie professoressa, e speriamo appunto l'anno prossimo di vederci a Conegliano, esatto, questo incontro. E ha citato il CREA, e a questo proposito cedo immediatamente la parola al dottor Riccardo Velasco, che è il direttore del CREA, anche lui per i saluti. Prego. Grazie mille. Intanto ringrazio ovviamente gli organizzatori e averci permesso comunque di mantenere il ritmo tenuto ogni anno col trittico, ovviamente al quale partecipiamo molto volentieri, data la profonda integrazione del CREA come del CIRVE peraltro sul territorio. E io devo fare un ringraziamento innanzitutto a tutti i miei colleghi, perché nonostante la situazione difficile con appunto la pandemia in atto, dal momento in cui si è risvegliata la vite, comunque hanno lavorato come ogni anno, venendo a lavoro e poi ovviamente in campo più che
chiaramente stare in sede, visto che appunto la pianta non aspetta virus, non si preoccupa delle condizioni, delle pandemie e delle problematiche ovviamente che riguardano ovviamente più la gestione del personale. La pianta cresce comunque alle sue tempistiche, la sua fenologia, e dobbiamo seguirla. In questo appunto volevo ringraziare, cogliere l'occasione per ringraziare tutto il personale del CREA che è comunque, pur mantenendo una buona dose di smart work, ha partecipato e continua a estremamente attivo. E da un altro punto di vista, ovviamente, che fa parte sempre dello stesso discorso, è il fatto che la piena attuazione del PSR, così come anche di altre progettualità a livello regionale, sono state estremamente efficaci e fruttuose. Come CREA siamo coinvolti in molti rapporti con aziende e queste tipologie di finanziamenti che, tra l'altro, alcuni hanno visto la fine del progetto proprio in questi mesi di pandemia. Abbiamo fatto appunto dei punto della situazione o l'incontro finale del progetto e hanno prodotto dei risultati molto interessanti, soprattutto in termini di tecnologie da adottare in una viticoltura moderna. Parlo di robotica, parlo di sensoristica, parlo di una gestione del terreno, della pianta e del sistema vitivinicolo molto modernizzato. Il Veneto, parlo per esperienza diretta perché come CREA abbiamo sedi in tutta Italia, il Veneto costituisce, come dico spesso, un po' il punto di riferimento, la mosca cocchiera dell'intero sistema. Il fatto che qua abbia funzionato così bene il PSR, ringrazio l'assessore ovviamente presente e in primis il presidente del fatto che sia stato così efficace nella sua realizzazione e ci abbia dato la possibilità di fare quel passo in avanti che deve continuare, perché chiaramente non è finita qua, e anche i progetti che abbiamo realizzato nei 2 o 3 anni ovviamente sono un po' l'incipit, sono l'inizio della nuova viticoltura, ma un po' sul tavolo ovviamente della sostenibilità gestito dal dottor Fregolent e un po' sul continuo rapporto, interazione che abbiamo con le aziende, è un'attività di modernizzazione in crescita. È un punto di riferimento nazionale e di questo appunto ci inorgoglisce ovviamente farne parte, e il fatto di poter avere queste interazioni molto profonde con le aziende ci consente anche di tastare un po' il polso della situazione. Confermo che c'è una grande sensibilità aziendale che non mi stupisce, chiaramente, però mi sorprende molto felicemente perché non è scontato che ci sia questa adesione sentita alla parte sperimentale, perché ovviamente l'azienda, soprattutto magari anche nel fare nuovi protocolli o dei prototipi, sono spesso e volentieri più portati per la produzione e per il reddito, e avere un'adesione così sentita e così partecipata invece alle progettualità che fanno più parte ovviamente del nostro mondo, del mondo dell'università e della ricerca, è una soddisfazione. A tutti buon lavoro, spero che non sia stato un malaugurio questo inserimento, e quindi ascoltiamo le parti tecniche che sono quelle più interessanti, non mi dilungo oltre. Grazie. Buona giornata e buon ascolto. Grazie direttore Velasco. E io cedo immediatamente invece la parola all'assessore Giuseppe. Mi sentite? Buongiorno. Sì. Prego assessore, prego. Qui abbiamo un po' di hackeraggio, ma comunque cerchiamo di... Sì. Ecco, buongiorno a tutti. Io vi porto i saluti anche del presidente Luca Zaia, i miei personali e di tutta la giunta regionale. Non mi dilungherò molto perché poi immagino ci saranno relazioni tecniche anche particolari. Io volevo
prima di tutto, prima di fare alcune considerazioni sul sistema vitivinicolo. Madalina, nu mai spama, fă, tu spizdam. Ricordare, se mi sentite, ecco, voglio ricordare una persona speciale che ci ha lasciato da poco, naturalmente Giuseppe Cattarin, che è stato per noi un punto di riferimento importante come tecnico regionale e come amico, e come tutti voi sapete è stato un grande collaboratore dei massimi sistemi del mondo vitivinicolo, quindi mi sembrava giusto, prima di entrare sia nei saluti personali istituzionali ma anche poi di tutto il resto, di ricordare la figura di Giuseppe Cattarin, grande tecnico vitivinicolo enologico, che ha seguito la Regione Veneto e tanti consorzi che nelle loro fasi iniziali, nei loro disciplinari, nelle loro problematiche tecniche per molti anni. Vediamo se ci riusciamo di rendere onore a questa figura importante per tutti noi. L'idea, uno, con il patrocinio della Regione, di istituire una borsa di studio per studenti degli istituti agrari del Veneto, in particolare quelli che si occupano chiaramente nel nostro settore, in questo caso naturalmente con diverse borse di studio per gli studenti meritevoli, e che naturalmente potremmo premiare grazie, io penso, anche alla collaborazione dei consorzi oggi presenti, delle cooperative, dei produttori, ogni anno qui al Trittico, che naturalmente andrà avanti. E quindi intitolare questa borsa di studio a Giuseppe Cattarin e al suo lavoro, a volte molto silenzioso ma assolutamente indispensabile. Ricordo solo l'istituzione della DOC Prosecco, della DOC Pinot Grigio, delle particolari poi attività con naturalmente la DOC Amarone, e quindi e tutte le altre di OCG. Quindi sicuramente una persona che ha a livello sia regionale, nazionale ma anche internazionale lasciato il segno in questo settore, e che ha lasciato un grande vuoto con la sua scomparsa. Io mi stringo e porto ancora alla famiglia, alla moglie Paola e ai 2 figli il mio pensiero. L'altra proposta era, sentito anche l'ingegner Negro e gli amici di Veneto Agricoltura, il dottor Mimmo Vita e tutti voi, era anche di intitolare questo trittico alla figura di Beppe Cattarin, in modo che resti anche appunto come ricordo per gli anni che ci saranno. E quindi questa è la mia proposta, spero venga naturalmente da tutti voi, naturalmente che vi associate a questa proposta, sia mia sia dell'assessorato che di tutta la struttura che si stringe naturalmente intorno alla famiglia in questo momento. Grazie. Adesso faccio alcune considerazioni naturalmente su quello che è un po' successo negli ultimi periodi. Non ritorno naturalmente a ricordare tutto quello che è appena stato detto. Saluto naturalmente tutti i presenti un'altra volta, ma i nomi li ha già fatti il dottor Negro. Saluto il dottor Negro e tutti voi presenti, e penso che siamo arrivati dopo mesi di naturalmente di lockdown, di grandi problematiche sanitarie, di chiusure del sistema Horeca, a capire che a volte le eccezionalità sconvolgono molto di più il sistema rispetto a tutto quello che noi riusciamo a programmare e cercare naturalmente di mettere in campo. Arriviamo a un 2019 in cui c'è stata un'attestazione della produzione anche ad alti livelli, e quindi anche con capienze importanti sia nelle cantine sia attualmente nella produzione, e con quindi molte riflessioni sul sistema che sono state fatte in questo
in questo lasso di tempo. E naturalmente queste riflessioni in cui noi ci siamo anche l'anno scorso lasciati erano quelle del disciplinari, del controllo effettivo dei disciplinari, della riduzione delle rese, del comunque aumento della qualità rispetto alla quantità, della promozione sui mercati internazionali e naturalmente nel far sistema. Tutto questo è stato un po' stravolto poi da questo virus che poi ha chiuso gli hotel, ha chiuso i ristoranti, ha visto i confini chiusi, ha visto tante problematiche che si sono associate. Le nostre preoccupazioni dell'anno scorso era quella dei dazi, della Brexit, che se ricordate bene, e naturalmente delle concorrenze sleali magari di altri paesi. Detto questo, ci siamo ritrovati con filiere dell'agricoltura anche veneta con molte difficoltà, con una riduzione delle vendite anche in alcune filiere del 50, 60, 70%. E naturalmente anche il mondo vitivinicolo ha subito questa riduzione, soprattutto per quei vini di qualità che naturalmente erano consumati nei ristoranti, nella catena Horeca, e quindi ha posto anche questo tema di cosa fare, quali azioni intraprendere da qui alla prossima vendemmia per difendere il sistema, per difendere la produzione, per difendere i prezzi sui mercati sia interni che internazionali. Ecco, tutte queste riflessioni che poi lascerò a voi e ascolterò anche le vostre opinioni, hanno fatto sì che comunque anche con il Ministero noi ci siamo come assessori all'agricoltura di tutte le regioni interfacciati in questo lungo periodo per chiedere degli interventi importanti nel sistema. Noi ricordo, al di là anche delle altre filiere in crisi, che il sistema vitivinicolo italiano è il primo punto di export della catena agroalimentare e nel Veneto conta 2 miliardi e 200 milioni di export a livello internazionale. Quindi noi abbiamo chiesto la difesa di questa produzione, un aumento importante della promozione a livello internazionale e alcune naturalmente azioni che potevano essere svolte a livello regionale. Ecco, io trovo assolutamente insufficienti, e l'ho ripetuto al Ministro, i 100 milioni per la riduzione delle rese e i 50 milioni attualmente per la distillazione, soprattutto di quei vini, chiamiamoli così, da tavola, di quei vini che potevano naturalmente essere portati via dal mercato e quindi con questa azione implementare invece il consumo dei vini di qualità. Qui ci siamo un po' scontrati, devo dirvi, e ancora un po' di confusione soprattutto per quanto riguarda questi decreti, ma di cui a volte, soprattutto per quanto riguarda quello della riduzione, non sappiamo ancora quali siano i pensieri, e quindi questa è la situazione. Io avevo chiesto invece un intervento molto più forte che raggiungesse i 400, 500, i 600 milioni rispetto a tutti quei miliardi che erano stati messi comunque a disposizione dal governo, ma probabilmente qualche problema c'è stato. Venendo a noi proprio nell'ultima giunta regionale di martedì, abbiamo rimodulato i fondi OCM per una totalità di 40,3 milioni e soprattutto abbiamo pensato che fosse utile implementare, anche sentendo naturalmente i pensieri dei produttori, la promozione, i fondi per la promozione. Li abbiamo implementati di 3 milioni, ci siamo attestati a 16 milioni e mezzo sulla promozione nei paesi terzi, quindi per dare anche un segnale comunque di attacco a questi mercati, una volta che adesso, come avete visto, i confini si stanno aprendo a livello internazionale, quindi si cercherà di arrivare a quella normalità di cui noi eravamo abituati. Quindi abbiamo pensato che fosse utile comunque aiutare i commerciali, le nostre imprese che comunque vanno all'estero anche con un'iniezione di finanze maggiore. Naturalmente le idee che abbiamo avanti sono ancora quelle comunque con i consorzi
e le loro assemblee per quanto riguarda appunto l'abbassamento delle rese, il blocco degli ettari che andranno avanti, la difesa della produzione è veramente quella reale, non quella speculativa. Noi vediamo come assessorato naturalmente sempre che i nostri sforzi vadano nel senso di difendere il produttore vitivinicolo, quello vero, quello che si spacca la schiena sulle rive, quello che va naturalmente in mezzo ai filari e che va a raccogliere poi il prodotto e che a volte, come abbiamo assistito in questi giorni, purtroppo perde tutto con una grandinata. E abbiamo visto, e parlava prima naturalmente la dottoressa, di cambiamenti climatici, abbiamo visto purtroppo oltre al CODV anche le tempeste, soprattutto nella zona di Verona e di Treviso, nelle zone più vocate e produttive, quindi questo ci fa ancora di più naturalmente pensare e riflettere. Ecco, io ringrazio il dottor Velasco per le parole sul PSR. Noi siamo alla fine della programmazione, abbiamo speso naturalmente tutto lo spendibile del 1.200 milioni, anche qui per gli interventi e qui l'ultimo sassolino con l'Europa, che ci lascia per gli interventi a difesa delle nostre produzioni dopo il lockdown solo l'1% delle risorse, che per noi nel PSR valgono 11 milioni, quindi immaginate voi cosa io posso fare con 11 milioni su tutte le filiere venete che sono andate in crisi e quindi come anche l'Europa a volte chiacchieri troppo e a volte dopo stringa la borsa quando è il momento invece di tirarle, di aiutare e tirar fuori magari le risorse. Ecco, io mi fermo qui, vi ringrazio, ascolterò con attenzione i vostri interventi e mi riserverò eventualmente alla fine di fare qualche altra riflessione. Grazie e buon lavoro a tutti. Grazie Assessore, grazie anche per le parole nei confronti dell'amico Beppi Cattarin, che ha ricordato giustamente, i complimenti per l'iniziativa che prenderà il via anche con il trittico. Entriamo adesso nel vivo dei nostri lavori e quindi cedo immediatamente la parola al dottor Francesco Recche del servizio meteorologico di Teolo dell'ARPAV, che come sempre lui ci parlerà, farà il punto sull'andamento meteorologico del primo semestre 2020 e in particolare poi per le ricadute che ci sono state sui vigneti. Prego Francesco, grazie, vai. Sì. Francesco e Renzo, mi scuso, un piccolo intervento prima di entrare nel cuore del meeting. Sono Stefano Barbieri di Veneto Agricoltura. Volevo ricordare, mi scuso per le incursioni che ci sono state prima, sono state risolte, qualche buon tempone che ha approfittato del fatto che abbiamo dato grande visibilità a questo incontro e vuole un po' disturbarci, ma speriamo non si ripeta, ma comunque abbiamo bloccato la cosa. Volevo ricordare a tutti quanti che qualora vogliate porre delle domande ai nostri interlocutori, in particolare ai nostri relatori, ma poi anche quando verso la fine dell'incontro interverranno rappresentanti dei consorzi, di poter utilizzare la chat. Voi trovate in basso, nella fascia in basso del vostro schermo, il termine c'ha un'icona con la chat. Se voi la cliccate, la attivate, sulla parte destra del vostro schermo si attiva uno spazio dove potete scrivere. Vedete una piccola spazio con everyone e lì potete scrivere il messaggio. Io e Renzo raccoglieremo, e anche poi il mio collega Gado Cavenago, raccoglieremo le vostre sollecitazioni e le porremo ai relatori. Bene, grazie Stefano per aver ricordato questo e direi quindi di partire proprio, vai Francesco, con l'andamento meteo del semestre. Prego. Sì. Buongiorno a tutti. Vi ringrazio di avermi fatto partecipare a questo strano meeting
Provo a condividere lo schermo perché ho bisogno di farvi vedere la solita relazione, altrimenti sono rovinato. Provo, spero di non fare danni. Perfetto. Vai. Lo schermo intero visualizza. O anche, esatto. Benissimo. Bene, partiamo dal solito grafichino che vi faccio vedere tutti gli anni, ma vi garantisco che lo aggiorno tutti gli anni, non è sempre lo stesso. Abbiamo le temperature medie decadali di Conegliano, preso come esempio dalla prima decade di ottobre alla prima di giugno. È la linea verde, verde chiara con i triangolini rossi, è confrontata alla media ormai quasi trentennale del periodo e ai massimi e ai minimi. Allora, seguendola da ottobre, novembre e dicembre, quindi proprio dalla fine della precedente stagione vendemmiale, voi vedete che le temperature sono tendenzialmente sopra la media, con le prime decadi di ottobre e di novembre che sono praticamente nella media, anche la prima decade di dicembre, ma poi le temperature delle seconda e terza decade sono sopra la media. Se guardiamo l'inverno, quindi il periodo dicembre-febbraio, voi vedete che le temperature rimangono stabilmente sopra la media, in qualche caso, in qualche decade, toccando i valori massimi del trentennio, mai superandoli. Non abbiamo niente di eccezionale, però vedete la notevole persistenza. È un inverno che è stato veramente mite. Poi marzo ha delle oscillazioni, aprile è tendenzialmente sopra la media e maggio è praticamente nella media. Arriviamo agli ultimi 10 giorni, qui del periodo che stiamo esaminando, quindi alla prima decade di giugno, in cui le temperature si portano decisamente sotto media. Se diamo un'occhiatina nel dettaglio, ecco questo lungo periodo caldo dal 1° dicembre al 19 febbraio, sì, il mio grafico va sotto i visi delle persone, però l'annata, l'inverno 2019-2020, vedete, è il secondo più caldo dopo il 2013-2014. Andiamo avanti velocemente. Marzo è leggermente, mi pare, sopra, fatemi vedere perché ho una difficoltà, è leggermente sopra la media. Aprile, decisamente sopra la media, si porta diciamo in terza posizione dopo il 2018, 2011 e 2007. Aprile molto particolare, di solito è un mese piovoso, in questo caso non è stato assolutamente piovoso, è stato un periodo di tempo stabile come anche marzo, e è stato molto stabile. È insolito che ad aprile non piova niente e qui è piovuto molto poco, e questo andamento delle temperature medie è dato da un andamento delle massime nettamente sopra la media, quasi particolari, e da un andamento delle minime sotto la media, quindi il tempo stabile ha fatto sì che ci sia stata una grande escursione termica tra la notte e il giorno, una decisa non tipica del periodo, per cui le minime, niente di eccezionale, qualche anno fa erano andate anche sotto zero, qui non siamo ben lontani, però mediamente sono qui grande escursione termica con minime sotto media, è una particolarità del mese. Maggio siamo di fatto nella media come andamento termico, e questa è un pochino la situazione, diciamo in termini di sommatoria termica, non è che aggiungiamo particolari, siamo nella media. Ovviamente l'andamento delle temperature così
particolari invernali ha fatto sì che ci siano stati a Conegliano, che è una stazione molto privilegiata, però abbiamo avuto 6 giornate con la minima che è scesa un pochino sotto gli 0 gradi. Ecco, la temperatura più bassa è stata di meno 1,2 gradi centigradi il 30 gennaio. Sono temperature elevate, ecco, del tutto particolari per il periodo. Le precipitazioni sempre del periodo ottobre-maggio. Allora, se voi guardate la tabella sotto riportata, vi dice per la Regione Veneto che ci aspettavamo 727 mm in questo periodo ottobre-maggio, ne sono caduti 720, per cui siamo nella media. Ma ci sono 2 tipi di problemi. Se guardate la carta bruttina alla vostra sinistra, che è una differenza rispetto alla media, vedete subito che nel settore montano in questo periodo c'è un surplus pluviometrico di 100-150 mm di acqua, di precipitazione, mentre in pianura molto diversificato, molto disomogeneo, ma c'è un deficit che arriva anche a 150-200 mm di precipitazione. Quindi grandi differenze tra nord e sud, diciamo così, comunque grosse differenze territoriali. Inoltre, se guardate lo schema dell'andamento, scusate, nel tempo, vedete subito che questi 720 mm medi sulla regione sono in realtà caduti in gran parte nel mese di novembre, che ha fatto un più 151%. Se dobbiamo concretizzarlo, diciamo a novembre a Conegliano noi ci aspettavamo 130 mm, ne sono caduti 322, di cui 125 il 23 e il 24 novembre, per cui abbiamo avuto importanti apporti nel mese di novembre e anche estremamente elevati e anche concentrati. Dicembre è stato piovoso e poi abbiamo gennaio e febbraio sono tipicamente poco piovosi e quest'anno non c'è assolutamente andata bene. E poi però vedete che marzo ha fatto un più 30% e va bene, aprile meno 71%, quindi un aprile Aspetta. secco, siccitoso, e maggio meno 40%, quindi non certo apporti particolari. Non so. Guardiamo un attimo la distribuzione. Finito, ma salto. Marzo più 30%, comunque sulla pianura meridionale abbiamo un deficit pluviometrico. Aprile e maggio viene confermato, attenzione che le scale, queste sono differenze rispetto alla media in millimetri, sono diverse da carta a carta, per cui bisogna leggere i numerini che indicano la differenza, però vedete che c'è un deficit pluviometrico distribuito. Le carte dello SPI colorate poteste interpretarle per essere sintetici al massimo, dove vedete il rosso vuol dire che non era mai piovuto così poco in quel mese in 30 anni. Vedete che c'è una chiazza rossa sulla pianura meridionale, c'è una situazione di carenza idrica eccezionale, cioè riferita al trentennio. La primavera complessivamente si muove ben sotto la media, anche qui abbiamo avuto anni peggiori, ma questo non ci consola molto. E poi veniamo all'ultimo periodo cosa sono? 10 giorni, di 10 giorni in cui il tempo, soprattutto dal 2-3, è peggiorato. Abbiamo avuto importanti apporti. Vedete che a Follina ha creato anche problemi, sono caduti in questi 10 giorni 343 mm,
a Conegliano 170, insomma sono caduti tra i 100 e 130 millimetri in 10 giorni. Per cui siamo passati, come al solito, da una situazione di carenza a una situazione di eccesso. Io non vi so dare molto conto delle grandinate perché non le monitoriamo, sono fenomeni molto localizzati, eccetera, però anche noi abbiamo avuto diverse segnalazioni sul Vicentino, Trevisano, Padovano, Veronese, sia di grandinate sia di problemi di dissesto anche nella zona del Grappa, eccetera. Per cui siamo passati da, come siamo abbastanza ormai abituati, da una situazione di carenza a una situazione opposta. Vediamo qui. Questo grafichino, sempre su Conegliano, vi dà conto dell'andamento delle precipitazioni giornaliere. Allora, parte dal 1° marzo, arriva al 10 giugno. Prima del 1° marzo, non ci stava il grafico, l'ho tagliato, vi segnalo che dal 22 dicembre al 29 febbraio sono 69 giorni. In questi 69 giorni a Conegliano, sulle prealpi, in zona molto piovosa, sono caduti 12 millimetri, neanche tutti in un colpo, anche ben distribuiti in maniera da non servire a nulla. Per cui 69 giorni di assenza fino a febbraio. Poi c'è una fase di precipitazioni anche con apporti importanti. Nei primi giorni di marzo cascano circa 55 millimetri e poi da marzo, che vi ricordo era il mese che aveva un più 30%, quindi sono precipitazioni concentrate all'inizio del mese. Poi abbiamo dal 7 marzo al 28 aprile 52 giorni in cui a Conegliano sono caduti 8 millimetri. Dopodiché la situazione va un pochino migliorando. Vedete che verso il 10-11 maggio comunque abbiamo apporti consistenti e poi comincia appunto la fase di giugno con importanti precipitazioni molto concentrate. Qui mi pare siano caduti circa 170 millimetri, per cui riprendo il concetto: precipitazioni molto concentrate con lunghi periodi di carenza. So che non si fa il prosecco a Porto Tolle, però se confrontiamo Conegliano, dove era andata così non bene, con Porto Tolle, c'è questa situazione qui, cioè sono caduti dal 1° marzo al 10 giugno, sono caduti meno di un centinaio di millimetri e vedete con un periodo di assoluta assenza di precipitazioni significative. Per cui spostandoci verso il sud della regione, questa situazione risulta progressivamente peggiore. Qui vi ho riportato un andamento della pressione media di aprile per spiegare un pochino cosa è successo. Aprile di solito è un mese in cui le perturbazioni atlantiche entrano liberamente sulla nostra regione. In questo caso la media mensile vi mostra, dove ho messo quella A e quella freccia rossa, che dall'Africa verso l'Italia si protende un promontorio anticiclonico, ovvero un'area di aria stabile, tendenzialmente calda. Per fortuna il mese fa sì che non sia caldissima, però è aria calda stabile. Questo promontorio, se guardate bene, si protende fino alla Gran Bretagna, per cui era una grossa struttura di aria stabile che ha bloccato le perturbazioni in arrivo dall'Atlantico e le ha spinte addirittura verso l'Europa settentrionale, verso la penisola scandinava e così via. Questa è la situazione attuale di questi ultimi giorni, adeguatamente confusa. Il promontorio anticiclonico africano è ridotto,
entra aria perturbata dal nord Europa, dalle penisole britanniche, entra aria perturbata che proviene da nord-ovest, quindi è tendenzialmente fredda, infatti abbiamo anche una fase di caduta delle temperature, e instabile, entrando nel Mediterraneo, dà luogo a precipitazioni soprattutto nel settore italiano centro-settentrionale. Nei prossimi giorni, oggi rimarrà instabile, ma quell'area di alta pressione nei prossimi, diciamo da domani, dovrebbe protendersi un po' verso nord, quindi interessare la nostra regione, dovrebbe determinare un aumento delle temperature e dovrebbe darci qualche giorno di tempo sereno. Adesso domenica, insomma, oggi instabile, poi domani fino a sabato dovrebbe essere un tempo discreto. Da sabato sera a domenica passa comunque un sistema perturbato che dovrebbe interessare più la montagna della pianura, e poi lunedì dovrebbe esserci una ripresa del bel tempo, che però verso mercoledì, ma stiamo sulle previsioni un po' tipo Maga Magò, verso mercoledì dovrebbe ritornare con precipitazioni e un tempo instabile. Francesco, Comunque la notizia positiva, che a me sembra positiva, è che nei prossimi giorni, per qualche giorno almeno, le temperature dovrebbero riportarsi sui 27-28 gradi di massima. Ecco, io chiuderei qui, ti ringrazio. Grazie Francesco, come sempre il tuo intervento è ricco di informazioni utilissime anche ai produttori, soprattutto, direi. Quindi adesso io, se magari chiudi le slide, così poi ritorniamo. Ok? Cedo la parola immediatamente al dottor Diego Tommasi del CREA, Viticoltura ed Enologia di Conegliano, il quale ci illustrerà la situazione dello stato di salute del vigneto veneto, la sua attesissima relazione, come tutti gli anni. Prego Diego, vai. Sì, grazie Renzo, non mettere troppe aspettative, sennò poi far brutta No, è la verità, è la verità. Grazie a tutti e buongiorno. Allora anch'io condivido la presentazione. Eccola qua. Share. Bene, è a pieno schermo? Sì, si vede bene. No, non è a pieno schermo, ma ok. Allora, io innanzitutto un vero ringraziamento lo voglio dare all'assessore perché ha speso delle parole per il nostro Bepi che veramente mi attendevo. Ecco, guardate, questa qui è la tabella che riporta i tecnici che compongono il gruppo, e questo lo dobbiamo a Bepi, perché lui che 15 anni fa ci ha sollecitato ad uscire un po' dai singoli territori e costruiamo un gruppo che possa in qualche modo dare una visione più omogenea, più uniforme e più unitaria della nostra regione. Quindi tra le tante cose che ha fatto c'è proprio anche questa, e pensate che pochi mesi fa mi diceva ma forse mi comincia ad andare un po' stretto sto gruppo di lavoro solo per il Veneto, perché non pensiamo anche al Friuli, visto che Glera, che Pinot Grigio si coltiva anche in Friuli, e quindi queste DOCA che sono così ampie. Allora grazie veramente Assessore per quello che ha detto per il nostro Bepi, perché anche a me personalmente mi ha insegnato tanto da un punto di vista tecnico per quanto riguarda la viticoltura, le normative e così via, ma per me è stato anche veramente un esempio di vita retta, di vita integerrima, e non posso quindi non commuovermi quando penso a Bepi, per cui per sempre andrà a lui un sincero affetto sincero ricordo di affetto, ma soprattutto anche di grande stima come persona. Per cui grazie, ecco, Assessore, per le iniziative che avete in mente di fare, ma per aver voluto proprio ricordare questa persona che resterà sempre con noi. Ecco, questo è il gruppo che in questi 2 mesi ha lavorato insieme a me e insieme alla Regione per
per portarvi le informazioni che oggi vi do. E quindi permettetemi anche proprio di ricordarle, c'è Stefano Quaggio del Consorzio dei Vini Venezia per tutta l'area del Piave e del Vison, Pascarella di Estenda Vitis per la diocesi, la Doc Prosecco, Walter Biasi per tutta l'area di Come Treviso. faccio a aumentare il volume? Roberto Toniolo della cantina di Voperi Colli Ugani, di Sarò della cantina di conserve per tutta l'area del Conselvano, Mirko Trevisi del gruppo Collis per la cantina per i Colli Iberici, Merlara e la pianura vicentina, Pizzoli ancora per il gruppo Vitevis e quindi Gambellare e Vicenza Nord, Giuseppe Rama della cantina di Soave per Soave Valpolicella area est, Oliboni della cantina di Negrar per tutto ciò che riguarda l'area Valpolicella e poi Bruno Minotto per il consorzio di Custoza, Bordino Lugana, quindi tutta quanta l'area del Garda. Ecco, direi che questo gruppo ormai si è strutturato in questi ultimi anni, quindi con le competenze di queste persone possiamo veramente darvi un aggiornamento di quello che succede. Allora, come siamo usciti dall'inverno? Lo ha spiegato molto bene Francesco, ma quello che io vorrei invece sottolineare è come siamo partiti con i primi mesi dell'anno. Allora, vedete che ho messo solo le temperature massime perché nei mesi dove le temperature sono un attimino più basse sono le temperature massime che agiscono maggiormente sulla vite. Quindi primavera e autunno dobbiamo considerare soprattutto le temperature massime durante il giorno. Allora vedete che c'è stato proprio questo momento, questi 10 giorni, dal 19 di marzo al 3 di aprile, dove abbiamo avuto una forte calo di temperatura, anche di 5, 6, 7 gradi, vedete, nell'arco di pochi giorni, di poche ore, e questo, anche se a Re che è sfuggito, che ha fatto vedere una linea quasi piatta, la vite ne ha immediatamente risentito. In effetti c'è stata proprio una netta divisione tra le varietà che sono riuscite a germogliare prima di questo abbassamento termico e quelle che invece sono ripartite immediatamente dopo, però c'è stata un'evidenza tra le varietà precoci e tardive. Ma vorrei sottolineare anche che questo è un fenomeno che stiamo notando già negli ultimi 8-10 anni. C'è sempre nella fase di germogliamento un qualche abbassamento termico abbastanza costante, abbastanza anche sensibile affinché la vite, le varietà precoci, germogliano un po' più precocemente e le varietà tardive tendono a rallentare un pochettino. Ma in questa fase qua sono stati segnalati dai tecnici anche un abbassamento fino a meno 6 gradi durante la notte, tant'è che sono trovate dei danni sulle gemme, ma addirittura gemme cotonose, che è abbastanza difficile che si possano avere ripercussioni anche su una struttura che è ancora quasi in fase invernale, ibernante, ma mi hanno segnalato danni proprio su gemme ancora in fase cotonose. Anche nel Conselvano, stesso momento di questo 19 marzo, meno 2, meno 3 gradi, con danni alle barbatelle che erano già state messe in campo e che avevano cominciato a muoversi. Questi sono i danni dovuti alle basse temperature che sono segnalati in questa fase. Quindi abbiamo avuto un inverno dove le piante sono uscite con difficoltà idrica, per tutte le basse precipitazioni che ci ha appena ricordate, una differenza tra le varietà precoci del germogliamento, però differenza che poi è stata nettamente riassorbita con le alte temperature nel mese di maggio, e quindi in fase di fioritura queste differenze dovute all'effetto varietale non si notano più, per cui ognuno si sta comportando secondo una scalarità che è tipica del proprio vitigno. Allora, però noi qui stiamo parlando dell'annata 2020 e se vogliamo però vedere gli effetti più nel loro complesso dobbiamo pensare anche al maggio dell'annata 2019. Oggi dobbiamo parlare di rese produttive, per cui noi sappiamo che il grappolo si forma già l'annata precedente. Quindi qui ci vengono d'aiuto i tecnici dell'osservazione di Extenda Vitis e allora voi vedete che la fertilità media che è perfettamente correlata con quelle che sono le temperature del mese di maggio e l'inizio di giugno dell'anno precedente, nel 2020 la fertilità media è la più bassa degli ultimi, dal 97 ad oggi. Quindi questo è senza dubbio da correlarsi, da legarsi ai 22 giorni di tempo nuvoloso e piovoso del maggio del 2019, che hanno influito abbassando le temperature e riducendo la radiazione solare e quindi con un effetto negativo su quella che è la differenziazione a fiore della gemma che in quel momento si stava differenziando. Allora voi vedete qui sulla vostra destra che tutte quante le varietà nel 2020 hanno avuto un tracollo, o meglio un decremento sensibile della loro fertilità, in particolar modo vedete la glera, il pino grigio e lo chardonnay.
Però il fenomeno non è finito qui. Se noi andiamo a vederci la fertilità lungo il capo a frutto, vedete che questa è bassissima nelle prime 5 o 6 gemme, torna invece alla normalità poi nelle gemme successive. Allora io in questi giorni sono andato a farmi delle fotografie e vedete questa è una vite, un silvò. Voi vedete che effettivamente i grappoli sono maggiormente concentrati sulle gemme distali, dopo la settima o ottava gemma, e sono invece molto meno presenti nelle prime gemme, cioè quelle gemme che si sono differenziate a fiore nel momento di massima crisi meteorologica, diciamo, quindi nel mese di maggio, poi verso fine maggio, inizio giugno, quando le temperature sono aumentate e la radiazione solare è aumentata, ecco che le gemme più distali hanno differenziato in modo migliore e maggiore rispetto invece alle sorelle che avevano differenziato prima. C'è un'altra immagine, vedete anche qui, questo è un doppio capovolto, vedete nettamente, ma lo potete notare anche voi, la parte alta della vegetazione è totalmente senza grappoli. Gli altri anni avevamo abituati a vedere grappoli anche in queste posizioni, adesso proprio quest'anno sono nella parte un po' più bassa. I viticoltori non sono preoccupati, quando dicono, tra l'altro è anche la fascia più facilmente difendibile dal punto di vista sanitario. Quindi ecco quello che era successo. Se questo è un germoglio di adesso, dove già adesso si stanno differenziando a fiore le gemme, vedete che fino a maggio, quindi nella prima parte, se ci immaginiamo l'anno scorso, tutte quante, io ho messo dall'1 verso la settima gemma, sono sottostate a condizioni non favorevoli, poi dalla settima in su invece sono state condizioni favorevoli. Quindi anche la verifica che aveva fatto poi Estenda Vitis nel vedere ogni singola posizione conferma quello che stiamo vedendo quest'anno. Per cui tutto ciò che possiamo adesso ragionare sulla produzione sappiamo che ha preso l'avvio e che in qualche modo sicuramente segnerà quello che sarà il carico produttivo. Vediamo ancora gli effetti dell'annata 2019 sul Pinot Grigio. Il Pinot Grigio quest'anno è la verità un po' più in difficoltà in questo momento. Infatti ho scritto che ci sono pochi casi nei quali il vigneto è in buone condizioni. Molto più spesso invece ci sono vigneti con stentati di formi germogliamenti. Cosa è dovuto questo? È dovuto a problemi idrici, ecco che ce l'ha ricordato prima il dottor Reck, fa un po' impressione quando lui dice ci sono stati 69 giorni senza pioggia, dopo un po' di pioggia e poi altri 52 giorni senza pioggia. Ciò fa vedere che effettivamente ci sono dei momenti, dei periodi in cui le condizioni meteorologiche non sono proprio favorevoli a quella che è la nostra attività. Quindi problemi idrici, necessità di irrigazione in pre-germogliamento. Questo è un effetto del cambiamento climatico. Mai ci saremmo pensati 20 anni fa di irrigare il vigneto prima che questo germogli. Chi lo ha fatto quest'anno ha risolto i problemi del Pinot Grigio. Poche sostanze di riserva negli apparati radicali. Ancora, gli autunni sono sempre più lunghi. La vite tende a vegetare un po' più del solito e quindi ad allocare, a mettere riserve nelle radici meno rispetto a quanto invece dovrebbe. E quindi ecco, già un Pinot Grigio che è una varietà abbastanza sensibile a questi fenomeni, quest'anno nell'autunno del 2019 è andato un po' più lungo e quindi ecco già che si ripercuote poi sulla sua capacità di un ottimo germogliamento in primavera in quanto ha accumulato un po' meno riserve. Troppa produzione sui vigneti giovani, concimazioni post raccolta che ancora non sono entrati nell'abitudine che dovrebbe esserci. Questi sono gli altri motivi che hanno portato quest'anno, che portano anche adesso a vedere dei Pinot Grigi che non sono in perfetta germogliamento. Effetti residui delle grandinate, degli eccessi produttivi ancora del 2018 e addirittura della gelata del 2017. Quindi questa varietà così sensibile anche a ciò che è capitato 1, 2 o addirittura anche 3 anni prima. Quindi se associamo questo anche alla minor fertilità per i motivi che abbiamo detto prima, tra il panorama varietale del Veneto, forse il Pinot Grigio è quello che in questo momento sta soffrendo un po' di più. Ma dobbiamo metterci in testa che il Pinot Grigio è un vitigno che va gestito con tantissima attenzione. Fra tutte le varietà che noi coltiviamo è quello che, per i motivi che vi ho detto prima, deve essere gestito con una tecnica agronomica senza difetti. Ecco, rari sono quest'anno i Pinot Grigi, vedete, con una fertilità addirittura di 3 grappoli, ma già notate subito il colore delle foglie, un colore giallo, un colore stentato. Rari sono questi esempi, è comunque un vigneto della nostra area del Piave, un vigneto di 5 anni, molto più di frequente invece si vedono vigneti dove mancano le viti, dove il germogliamento è estremamente difforme, stentato e quindi con cali produttivi. Quindi teniamo a mente tutte queste considerazioni per poi avvalorare quelle che saranno le previsioni produttive.
Al Pinot Grigio mi è venuto in mente di pensare anche al virus del Pinot Grigio, e quindi non direttamente poi a questa varietà, ma alla glera. E uno degli allarmi che quest'anno sono stati segnati, assieme a una recrudescenza della flavescenza dorata, c'è proprio anche questo virus del Pinot Grigio, e soprattutto collegato con la glera. Guardate questo vigneto di glera. Solitamente eravamo abituati a vedere una vite, 2 viti o al massimo 3 viti contigue con queste problematiche. In questo caso, guardate, ci sono interi filari o quasi mezzi filari totalmente che presentano questo problema. Probabilmente siamo anche in vigneti forse dove c'è un po' più di ristagno idrico, forse anche qui la carenza in qualche modo avrà carenza idrica, avrà inciso, ma comunque non avevamo mai visto 10, 20, 30, 50 viti una dietro l'altra con la stessa problematica. Il dottor Borgo mi ha detto che ha visitato un paio di casi in cui i vigneti sono stati addirittura spiantati per questo problema. Per cui se credevamo di poter convivere, forse adesso è il momento di porre un po' più di attenzione a questa problematica. Poi ci sono da tenere in presente quando si fanno le stime produttive ovviamente anche a questi disastri. Qui siamo a Vivano di Sopra, verso le 5 del pomeriggio, 5 e mezza del pomeriggio di domenica scorsa. E allora guardate purtroppo cosa è rimasto in questo vigneto di glera. E allora se noi facciamo mente a quello che vi ho detto prima, dove le gemme che si erano differenziate a giugno comunque sono delle gemme che addirittura erano anche nel caso di quest'anno più produttive rispetto a quelle basali, possiamo anche intendere che in condizioni più gravi si possa anche speronare tutti quanti i tralci e ripartire con una nuova vegetazione. Questo permetterà di avere dei tralci che il prossimo anno si potranno archettare. Comunque i tralci in queste condizioni, anche le gemme, sono state danneggiate, ed siamo ancora in una fase, per quanto dicevo, che permette ancora una differenziazione a fiore. Per cui nei casi più gravi il suggerimento è quello proprio di avere il coraggio di tagliare, concimare per stimolare la vegetazione e ripartire di nuovo con una vegetazione sana e comunque in parte ancora produttiva. Gli effetti di cambio climatico di tutte queste cose che vi ho riassunto adesso oggi, quali sono? Scarse precipitazioni invernali, e concordo con Rec, infatti le osservazioni dicono che nella parte sud, quindi Colli Euganei e Conselve, le situazioni sono ancora, o almeno lo erano fino a pochi giorni fa, molto più critiche rispetto invece alla parte nord. Un inverno mite con un caldo precoce in primavera, però poi con ritorni di freddo, che quindi ha avuto quell'effetto sul germogliamento. Si cominciano a notare anche un po' più maggior difficoltà nella lotta agli insetti, perché ci sono delle comparse scalari, generazioni sovrapposte. Nell'area del Veronese per la prima volta i bollettini hanno consigliato di trattare contro la tignola di prima generazione. Però mi dicevano che probabilmente anche le condizioni invernali nettamente poi condizionano le comparse primaverili, per cui possiamo tener conto anche di questo effetto proprio sulla presenza degli insetti. Eventi estremi, per ora la grandine, speriamo non ne avvengano altri. Autunni lunghi, poche riserve nelle radici, vedi ad esempio il Pinot Grigio, quindi a maggior ragione dobbiamo assolutamente fare nostra la pratica della concimazione di post vendemmia. E ancora delle osservazioni arrivate, sembra però che il lago, nell'area gardesana, sembra un po' meno sensibile. Probabilmente c'è questo effetto mitigante, questo volano termico del lago, che in qualche modo tampona qualche eccesso climatico. Quali sono allora, comunque una primavera calda, quindi con un germogliamento che è stato precoce, quali sono le stime per le date di vendemmia? Allora, vedete che noi lo possiamo fare perché sappiamo che il periodo della fioritura poi alla raccolta, ma soprattutto fioritura in vaiatura, è molto stabile, per cui ci potremmo sbagliare anche nelle peggiori dei casi in cui l'andamento stagionale d'ora in poi non sia dai migliori, ma al massimo ci potremmo sbagliare di un 4-7 giorni. Allora il Pinot Grigio, vedete, quest'anno è fiorito molto prima rispetto al solito, è fiorito addirittura 15 giorni prima, e calcolando quindi i 94 giorni che lo portano dalla fioritura alla maturazione, già dopo la metà di agosto possiamo pensare già alla raccolta. Altrettanto per lo Chardonnay, lo Chardonnay ha visto un anticipo di circa un anticipo medio di 15-17 giorni nella fioritura, per cui anche qui siamo subito dopo il Ferragosto. Ecco, la Garganega, anche questo dato di quasi un mese di anticipo
l'ho verificato, ma effettivamente i tecnici mi hanno detto è così, quindi pensate già a metà settembre potremo essere già pronti per vendemmiare la Garganica, cosa che 30 anni fa non ci si immaginava se non ai primi di ottobre. Per quanto riguarda la galera mi riferisco ai vigneti di pianura, anche qui 10 giorni di anticipo nella fioritura, per cui verso la prima settimana, la prima decade di settembre dovremo essere pronti per le prime vendemmie. Merlot, qui i dati sono molto variabili, difatti andiamo da un 15 giorni di anticipo nella zona del Garda a addirittura quasi un mese, 28 giorni nell'area dei Colli Ugani. Comunque anche qui andremo verso i primi di settembre. Per quanto riguarda la Corvina, 111 giorni dal 20 di maggio, quindi siamo intorno all'8 settembre. Quindi vedete, avremo una vendemmia sicuramente anticipata, nonostante l'andamento climatico dei prossimi mesi, e rispetto all'anno scorso siamo comunque circa un 10-12 giorni di anticipo, quindi prepariamoci ad una vendemmia precoce, forse una delle più precoci. Andiamo avanti, le proiezioni invece a livello quantitativo. Allora, Pinot Grigio, per i motivi che vi ho detto, germogliamento, vegetazione spuntata, una fertilità inferiore, noi saremo, le previsioni, su un 25% in meno, questo soprattutto nell'area di Merlara, nell'area del Garda e nell'area vicentina. Lo Chardonnay abbiamo un 10% in meno, e questo legato soprattutto alla bassa fertilità. La Garganica invece un 5-10% in più, e il 10% dicono ci sta tutto in pianura, un 5% o una parità invece in collina. E queste proprio sono delle ultime considerazioni basate soprattutto sulle dimensioni dei grappoli. Un altro fenomeno che abbiamo osservato quest'anno, ma che tutti voi avrete osservato, sono le dimensioni soprattutto della glera, della Garganica e del Merlot, in quanto le ottime temperature del mese di maggio, soprattutto poi associate anche a quelle precipitazioni non intense ma comunque necessarie, hanno fatto sì che accanto all'allungamento dei germogli quest'anno si sia avuto anche veramente un allungamento del rachide, forse anche per il fatto che i grappoli sono in numero un po' inferiore, ma comunque con grappoli che da un lato è assolutamente positivo perché avremo dei grappoli molto spardoli e quindi anche meno soggetti a problemi di marciume. E secondo, avremo dei grappoli però che arriveranno probabilmente su dei pesi abbastanza elevati. Quindi queste che vi sto dicendo sono veramente delle prime proiezioni produttive dove la dimensione dei grappoli e quindi poi la dimensione dell'acino finale potranno darci conferma o addirittura forse anche aumentare un po' le produzioni, quindi andare un po' in senso positivo. Abbiamo il Merlot, meno 10-15% segnalato per davvero gran numero di GMC che nella parte centrale degli archetti, quindi ecco anche qui i tecnici cominciano ad osservare forse questo cambiamento climatico ci porta anche a dover rivedere un po' le forme di allevamento e nel caso del Merlot un archetto corto anziché un archetto lungo sicuramente evita di avere questa costanza produttiva da un lato dovuto alle gemme cieche al centro. Quindi 10-15% nei Colli Ugani, nell'Isona e nel Vicentino, invece l'area gardesana, vedete, non segnala assolutamente deficit produttivi legati al fenomeno delle gemme cieche, per cui addirittura più 20%. Corvina, Corvinone e Rondinella sono le osservazioni più entusiastiche che abbiamo avuto del gruppo, in quanto tutta l'area del Valpolicella, purtroppo un po' spente adesso dalla grandinata, ma comunque 15-20% in più per il Corvinone e un 5% in più Corvina e Rondinella, ma soprattutto segnalano lo stato di assoluto benessere dei vigneti di queste tre varietà. Le varietà minori, Tokai, Moscati, Rabosi e Trebbiano, diciamo, insomma, produzione in questo momento appena di sotto di quello che era il 2019, ma comunque non è una situazione sempre omogenea e allora forse a livello regionale queste varietà minori daranno le stesse risultati del 2019. Per cui diciamo che c'è una certa varietà fra le zone, una certa varietà fra le aree, e il tutto nasce dalla minor fertilità, ma potrebbe essere compensato poi da queste dimensioni dei grappoli che sono superiori alla media, alla norma. Allora, bisogna andare una domanda che ci siamo posti noi del gruppo, ma va bene, davanti a una situazione del genere dove l'andamento climatico è quello che porta a queste considerazioni, però quali sono le altre preoccupazioni del viticoltore?
In questo momento, nonostante questi ultimi 10-15 giorni di precipitazioni, vi garantisco che il viticoltore non è preoccupato per lo stato sanitario del vigneto. Da una parte perché era perfetto fino a 10 giorni fa, lo è ancora oggi, ma soprattutto perché il viticoltore ha acquisito ormai una capacità nel gestire la difesa che probabilmente è la migliore in Italia. Forse anche perché viviamo molto spesso in condizioni di quasi estremo climatico, ma ecco, non è l'aspetto sanitario che in questo momento impensierisce il viticoltore. È una situazione generale di mercato che sta soffrendo per i problemi legati, che ha ricordato anche prima l'assessore, che si ripercuoterà probabilmente sul valore delle uve e soprattutto sul valore dell'uva della glera a terra. Quindi c'è molta preoccupazione per i vigneti che non possono fregiarsi della DOC. Sul conferimento a piccole e medie cantine legate alla ristorazione, tutti quei piccoli produttori che erano abituati da anni a consegnare le piccole cantine, purtroppo piccole cantine che non hanno sviluppato la grande distribuzione, per cui ecco che, come si diceva, ristoranti chiusi, alberghi chiusi, questi conferitori sono quelli un po' più preoccupati. Chissà se la persona a cui è abituato a consegnare le uve quest'anno ne avrà ancora bisogno, viste le giacenze che probabilmente ci sono. Abbiamo poi, già si sente la necessità per i motivi che vi ho detto, forse uve che per certe varietà costeranno saranno quotate un po' di meno, non si saprà con sicurezza se le uve verranno ritirate, non dalle grandi cantine cooperative, ma mi riferisco alle piccole e medie cantine, quindi la necessità già adesso di pensare a ridurre i costi. Ci sono già i primi segnali di minori lavorazioni manuali, di una gestione del sottofila e con qualche diserbo che sta scappando, questo è inevitabile, 200-300 euro a ettaro di risparmio in alcuni casi possono essere utili, ma soprattutto ecco che sta emergendo in tutto il suo valore l'agricoltura di precisione, quindi concimazioni a rate variabili, trattamenti a rate variabili su delle tecniche che permettono di gestire in modo nuovo e ridurre quindi i costi. Però in un momento di difficoltà altri pensieri vengono e allora ecco veramente la necessità di fare delle verifiche varietali. Il sistema Veneto ha bisogno di nuovi stimoli, forse si era un po' adagiato, sicuramente continuare a correre con la stessa velocità per le certificazioni e per la sostenibilità. Da questo punto di vista il Veneto è in prima linea. Ma forse ripensare anche alle zone, cioè siamo sicuri che non stiamo sprecando delle zone con dei vitigni non del tutto adatti, con dei vitigni così sensibili all'andamento climatico? Non potremmo forse pensare ad una verifica varietale, ma pensare al domani, pensare ai prossimi 15-20 anni con nuove varietà, cosa che i francesi, guarda caso, hanno già fatto. Per cui ecco, qui c'è in mente con la regione di testare nuovi vitigni, comprendendo però anche un paio di vitigni tradizionali nostri, magari autoctoni, e comunque qualcosa si deve muovere, assolutamente si deve muovere per questo sistema veneto che finora è stato veramente ineccepibile. Quindi l'altra grossa problematica, ha già risposto prima l'assessore, quali sono gli interventi di sostegno da parte degli organi regionali? Anche questo è un pensiero che serpeggia continuamente nei vigneti e che si coglie una volta che si fanno delle verifiche. Bene, questo insomma è un po' il quadro della situazione del vigneto oggi, dove accanto a una situazione legata al clima, ovviamente non poteva essere diversamente, c'è un qualcosa che impensierisce anche e dovuto un po' alla situazione generale. Ecco, vi ringrazio, questo era l'ultimo, grazie a tutti. Grazie Diego, come sempre veramente molto molto interessante il tuo intervento, che ricordiamo alle oltre 90 persone che sono in collegamento in questo momento, quindi anche a conferma del successo online di questa iniziativa. Dicevo che la registrazione poi sarà a disposizione sui canali social di Veneto Agricoltura. Adesso cediamo la parola al dottor Alberto Zanolli, responsabile della direzione agroalimentare della Regione Veneto, che ci deve dare alcune importanti comunicazioni regionali. Prego. Bene, grazie. Grazie, buongiorno a tutti. Allora, niente, volevo solamente ribadire da un punto di vista tecnico qual è il momento, a che punto siamo arrivati rispetto a quanto aveva già comunque accennato l'assessore in merito diciamo così, alle azioni che a livello nazionale si stanno diciamo così, predisponendo per le misure anti-Covid. Così almeno il sistema
capisce a che livelli siamo arrivati. Allora, le misure a livello nazionale sono due: la distillazione di crisi e l'intervento per la riduzione delle rese in vigneto per quanto riguarda le produzioni di OCG e IG. Distillazione di crisi. Ci sono e sono rimasti 50 milioni di euro a disposizione che verranno prelevati dal Piano Nazionale di Sostegno, ma che non andranno ad inficiare quelle che sono le disponibilità per il pagamento delle domande in essere, perché si effettuerà evidentemente solamente una traslazione di quelli che sono i pagamenti da quest'anno al prossimo, quindi non andremo ad inficiare evidentemente l'effetto sulle domande di quest'anno. La distillazione è prevista innanzitutto per quali categorie? La distillazione viene prevista per i vini da tavola, ok? Che saranno presenti in cantina. Qui stiamo parlando di proposte e quindi schemi di DM. Deve ancora essere individuato se al momento di promulgazione del decreto ministeriale che definisce le modalità, ovvero al momento di presentazione della domanda. Comunque vini da tavola presenti in cantina a quella data e che possono derivare da vini da tavola oppure vini a IG, DO o di OCG presenti in cantina alla data del 31/3 di quest'anno. Questo perché alcune regioni hanno chiesto di poter, diciamo così, attivare anche questo tipo di intervento per ridurre le scorte comunque le giacenze di vini a denominazione. Non era il caso di andare a, diciamo così, definire una distillazione per i vini a denominazione con i prezzi che poi vi dirò, perché ovviamente avrebbe avuto effetti negativi sul mercato, per cui hanno trovato questo escamotage. La distillazione pagherà 2,75 euro per grado ettolitro e le disponibilità saranno gestite a sportello. Significa cioè che nel momento in cui si aprono le domande, la possibilità di presentare domanda che è gestita a livello nazionale da parte di AGEA, si prenderanno in carico le domande fino ad arrivare al montegradi sufficiente che esaurisce, diciamo così, il plafond di 50 milioni. Okay. Le date sono, almeno a questo momento, nello schema che ci hanno presentato il 4 di giugno. Non è ancora stato approvato, non è ancora stato, diciamo così, discusso in maniera definitiva dagli assessori nella conferenza Stato-Regione. Entro il 27 giugno la presentazione dei contratti ad AGEA con relativa fideiussione, contratti di distillazione. Ogni soggetto, cioè ogni produttore di vino, può presentare al massimo 2 contratti. Entro il 31 luglio la consegna del vino per la distillazione, entro il 31 agosto la distillazione. Poi ovviamente i controlli verranno fatti, in questo caso AGEA poi provvederà, scusate, a pagare, il pagamento dovrà essere effettuato entro il 15 di ottobre, sulla base evidentemente dei controlli che dovranno essere effettuati da una parte dall'Ispettorato Centrale delle Pressioni Frodi e Controllo Qualità e dall'altra parte dall'Agenzia delle Dogane. Questo è fino a questo momento lo schema che è stato presentato, ma che riteniamo essere abbastanza stabilizzato, okay? Sia perché eventuali modifiche che sono legate evidentemente ad aumenti del valore da assegnare si scontrano con ovviamente i 50 milioni di euro che sono stati messi a disposizione, di cui l'assessore ha parlato in merito alla liquidità, sia perché
eventuali aggiustamenti possono essere fatti, potranno essere fatti, ma sono aggiustamenti probabilmente di gestione, ovvero aggiustamenti di termini di effettuazione delle operazioni. La seconda misura invece è appunto quella quella che viene chiamata impropriamente vendemmia verde. Non creiamo confusione con quello che è invece un'effettiva azione che poteva essere fatta sul piano nazionale di sostegno. Non è quella, bene. Sono i 100 milioni che sono stati messi a disposizione, in questo caso come fondi nazionali, e che saranno a vantaggio dei soggetti, quindi viticoltori, che effettueranno una riduzione della produzione di uve DO, IG, quindi IGT o DOCG, almeno pari al 15% rispetto alla media degli ultimi 5 anni, tolto l'anno peggiore e l'anno migliore. Quindi non si va a fare un premio su quella che è la riduzione rispetto al disciplinare, ma si va a fare un premio su quella che è la riduzione effettiva di ciascun viticoltore, che partecipa singolarmente, attenzione, quindi dovrà fare anche qui una domanda a livello nazionale, perché anche questa sarà gestita dall'AGEA, dovrà fare una domanda a livello nazionale dove individuerà, evidentemente si impegnerà ad effettuare questa riduzione. Il dato su quella che è la produzione media è già automatico, nel senso che deriva evidentemente dalle dichiarazioni di produzione dei 5 anni precedenti, e su quella si andrà a effettuare le verifiche rispetto evidentemente a quello che è la riduzione effettiva che ha fatto. Allora, una condizione, allora, in questo caso questa misura è ancora più in là rispetto a quella della distillazione. Non ci hanno presentato ancora nessun tipo di schema, lo stanno ancora elaborando, perché effettivamente è una misura che ha alcune difficoltà, secondo noi, di gestione, almeno come è stata definita a livello di legge. Vi spiegherò poi come. Comunque, sulla base evidentemente delle prime interlocuzioni, sembrerebbe che il soggetto che partecipa a questa misura si impegna anche a non aumentare nella sua azienda la resa della superficie abitata aziendale finalizzata al vino da tavola ordinario. Questo per evitare travasi, diciamo così, di produzione. Per cui se, non so, l'anno scorso, in media degli anni scorsi, avevo l'uva per vino da tavola da 150 quintali ettaro, quella quantità non può essere superata. Quindi bloccano anche la quantità, diciamo, di vino da tavola, uva per vino da tavola. Non hanno ancora, diciamo così, parlato né delle modalità evidentemente di erogazione della quantificazione diciamo così, del premio. Indicativamente si stanno orientando con una proposta che prevede 5 fasce di premio. Quindi diciamo così, non un premio che è legato evidentemente alla diciamo, del valore, magari da Camera di Commercio o da altri indici, della singola varietà o della singola denominazione, ma diciamo così, le denominazioni verranno divise per fasce, diciamo, di valore. Poi ancora stanno valutando anche la possibilità di introdurre delle priorità rispetto evidentemente a una classifica, una graduatoria, che si potrebbero basare su quelle che sono riduzioni richieste, cioè impegni di riduzione superiore al minimo, che è il 15%,
oppure evidentemente quelle che sono le caratteristiche dell'impresa, dell'azienda viticola che fa la richiesta. Non sono previsti controlli in campo. Diciamo così, la riduzione di resa potrebbe essere o tramite vendemmia verde, quindi eliminazione evidentemente dei grappoli, oppure individuavano anche un'altra possibilità, che era quella proprio della selezione dei grappoli in vendemmia. Quindi, diciamo così, da questo punto di vista c'è un'ampia possibilità. Il controllo dovrebbe essere effettuato sulla base delle, qui probabilmente la maggiore difficoltà, sulla base delle dichiarazioni di produzione, non sulla base delle, almeno così è scritto purtroppo in legge, non sulla base delle dichiarazioni di vendemmia, cioè delle dichiarazioni di vendemmia da parte del viticoltore, ma sulla base, scusate, dei registri, quindi dei registri di cantina. E qui non si riesce a capire, probabilmente stanno lavorando in questo senso, non si riesce a capire il collegamento fra il viticoltore che ha aderito evidentemente alla misura e poi il controllo che deve essere fatto nei confronti su un documento che è un documento evidentemente che gestisce un soggetto terzo o potrebbe gestire un soggetto terzo rispetto appunto al viticoltore che ha fatto la richiesta. Comunque questo probabilmente è l'aggancio più difficile e che appunto i colleghi del Ministero probabilmente stanno verificando come gestire. Da una prima valutazione da parte delle amministrazioni regionali, sentiti anche i colleghi, hanno fatto questa breve presentazione, diciamo che molte regioni sono preoccupate rispetto evidentemente a quelli che sono i controlli che qualche regione chiederebbe di poter effettuare a livello evidentemente di campagna, ma riteniamo che sia praticamente impossibile. E l'altra questione è quella legata al fatto che di dare, diciamo così, rilievo eventualmente rispetto evidentemente o a criteri di probabilità o comunque ad altre condizioni, dare rilievo a quelle che sono evidentemente le situazioni in cui i gestori dell'offerta, quindi i consorzi di tutela, visto che parliamo di denominazioni, i consorzi di tutela abbiano agito con gli strumenti previsti dalla legge per ridurre, comunque adeguare quelle che sono l'offerta 2020 rispetto a quella che è la situazione contingente che abbiamo ora. Quindi dare un segno evidentemente di riconoscimento rispetto invece alle situazioni in cui non c'è evidentemente questa volontà da parte dei consorzi. Ultima cosa, ricordo, esiste nel decreto legge rilancio la previsione che a partire dal 1° gennaio 2021 la resa massima per il vino da tavola, per l'uva per vino da tavola, sia portata da 500 a 300 quintali ettaro. La legge prevede attualmente 500, fatto salvo la possibilità di individuare per zone, quindi non parliamo di province, non parliamo di regioni, parliamo di zone, individuare zone per cui questa resa può essere anche superiore sulla base delle rese medie degli ultimi 5 anni. La Regione ha proposto un emendamento per spostare la data del 1° gennaio 2021 all'attuale vendemmia. Questo perché se attiviamo una serie di operazioni funzionali a ridurre quelle che sono gli stock esistenti in cantina e a ridurre anche le produzioni che si andranno a definire per la vendemmia 2020, ci pareva assolutamente ridicolo pensare di attivare quest'ultimo strumento, quest'ultima azione che è funzionale anche questa a ridurre
le produzioni a partire evidentemente dalla vendemmia 2021 e non applicarla invece già dalla vendemmia 2020 in coerenza con le altre. Grazie, io ho finito. Grazie, dottor Zanol, per queste utili informazioni tecniche. Adesso noi abbiamo previsto, diversamente da quanto si faceva a Conegliano al CIRBE, proprio perché grazie siamo in questa modalità smart, una serie di collegamenti dal territorio. E precisamente ci collegheremo con Aldo Lorenzoni, direttore del Consorzio di tutela del Soave. Poi passiamo per ragioni tecniche a Giovanni Ponchia, direttore del Consorzio di tutela Colli Iberici, Vicenza, eccetera. Olga Bussinello, direttore Consorzio di tutela Valpolicella. Roberto Toniolo della cantina Divo, quindi Colle Euganei. Stefano Quaggio, direttore del Consorzio Vini Venezia. E Andrea Battistella del Consorzio Prosecco Doc. Chiedo a ciascuno per piacere di tenersi proprio sui 2-3 minuti per intervento, quindi proprio dei flash del territorio. Partiamo subito con Aldo Lorenzoni, Consorzio Soave. Prego Aldo, vai. Saluto tutti, spero di essere più breve dei 2 minuti. Velocemente mi verrebbe da fare una domanda a Diego, perché mai come in questi ultimi 2-3 anni abbiamo capito, soprattutto il Veneto, quasi tutti i sistemi territoriali hanno capito quanto sia importante programmare la produzione. Allora è vero che tanti passi in avanti abbiamo fatto, però se conosce, come si può dire, anche in giro per il mondo si hanno fatto dei tentativi, abbiamo tentato anche noi con calcolare la potenzialità delle gemme durante l'inverno, perché effettivamente il rischio è quello poi di ritrovarci sempre con dei comunicati stampa in cui andiamo a dire salvo gli ultimi 15 giorni prima della vendemmia per capire esattamente come sta andando. Credo che sia un po' una priorità soprattutto per i sistemi che devono gestire le denominazioni. Invece raccolgo questa è la prima domanda, invece raccolgo proprio il suggerimento sempre di Diego, perché qualcosa bisogna fare di più, siamo fermi da un po' troppo tempo e così una delle idee che mi veniva proprio sentendo i vari relatori era questa, no? Abbiamo realizzato 15 anni fa, 20 anni fa ormai, con Veneto Agricoltura tutta una serie di lavori sulle zonazioni viticole di quasi, credo, tutti i territori del Veneto e sarebbe interessante riprendere proprio alla luce anche del cambiamento climatico. Credo che poche regioni abbiano una mappatura così dettagliata di come eravamo 15 anni fa. Siccome abbiamo tutti questi vitigni storicizzati che si stanno comportando in maniera molto diversa da 15 anni fa, sarebbe anche facile, come si può dire, arrivare in breve ad avere tutta una serie di nuove indicazioni, anche alla luce eventualmente dell'utilizzo di eventuali altri vitigni con diverse caratteristiche. Grazie. Benissimo, grazie Aldo. Io direi allora finiamo la carrellata e poi Diego magari passiamo e vediamo se raccogliamo anche altre domande, non solo da chi interverrà adesso, ma anche da chi ci sta seguendo. Adesso passiamo a Giovanni Ponchia, direttore del Consorzio di tutela di Colli Iberici, Vini Vicenza, eccetera. Prego, Giovanni, vai. Buongiorno a tutti, grazie Renzo. Sarò veramente rapido. Confermo in questo territorio, quindi nella provincia di Vicenza, alcune criticità che stanno colpendo in particolar modo le varietà precoci, in primis il Pinot Grigio, ma anche il Pinot Bianco e lo Chardonnay. Si stanno manifestando appunto in qualche modo i danni dovuti alla piovosità veramente eccessiva del maggio 2019. Nelle altre varietà come il Sauvignon non registriamo particolari criticità. Se andiamo a vedere le varietà Bacca Rossa, questa potrebbe essere una grande stagione per il Tai Rosso, che si sta veramente manifestando in ottime condizioni, contrariamente invece a quanto sta avvenendo con varietà come Merlot e Cabernet. Giustamente Diego prima ha proprio accennato alla grande presenza di gemme ceche. Staremo a vedere, ma l'anticipo è più o meno confermato e consolidato tra i 7 e i 10 giorni un po' su tutte queste varietà.
Andando a vedere che cosa succede nella Garganega del Gambellara, notiamo una certa difformità nell'avanzamento delle fasi fenologiche, ma mi sento di dire per l'ennesima volta che la Garganega si conferma un po' una macchina da guerra che veramente riesce sempre a gestire in ogni situazione climatica la sua generosa natura genetica. Diciamo che per adesso non abbiamo registrato particolari fenomeni grandinigeni e se dobbiamo andare a vedere una previsione finale quantitativa siamo intorno al 5-10% rispetto a quanto prodotto nel 2019. Io non mi dilungo oltre perché tra poco qui parte una serie di scampanamenti e quindi diventerebbe inascoltabile la mia relazione e lascio la parola a chi mi segue. Grazie per l'attenzione. Grazie Giovanni, era proprio per questo motivo che abbiamo fatto uno scambio di interventi. Io adesso chiedo di intervenire ad Olga Bussinello, che è il direttore, la direttrice del Consorzio Tutela Valpolicella. Prego Olga, vai. Grazie, intanto buongiorno a tutti. Allora, anch'io confermo più o meno quello che è stato detto da chi ci ha preceduto dal punto di vista tecnico, quindi un inverno diciamo mite dal punto di vista del clima, abbastanza siccitoso fino ad aprile. C'è stata poi la presenza della pioggia fra aprile e la seconda decade di maggio. Dal punto di vista, diciamo, anche entro subito nel dettaglio della grandinata, da noi ha interessato pochissime aree, stiamo parlando di neanche il 2% di tutta la produzione, quindi direi siamo in una situazione irrilevante, forse rilevante per chi è stato colpito, ma non credo che arriviamo ai 150 ettari come diciamo situazione di danno, quindi assolutamente irrilevante. La fenologia della vite è fantastica, confermo quello che ha detto prima Diego, diciamo l'aspetto più interessante è la particolare salute della pianta. Non ci sono stati fenomeni fungini, quindi non ci sono patologie. La parte diciamo entomologica è sotto controllo perché anche la tignoletta da noi è sotto controllo ormai da anni con la confusione sessuale, cicaline sono pochissime, abbiamo qualche presenza di Scaphoideo titanus ma proprio sono pochissime presenze molto giovani, quindi in questo momento sono sotto osservazione diciamo più per curiosità che per problematica. Dal punto di vista della vendemmia credo che le quantità, così come sono state indicate nelle previsioni del dottor Tommasi, siano, diciamo così, un problema più che un'opportunità, visti i discorsi fatti prima. Naturalmente la qualità ritengo che possa essere ottima per tutte le nostre varietà principali e anche per quelle, diciamo, secondarie, essendo la nostra una realtà dove il blend, diciamo, prevalica le componenti massive delle tre varietà principali. L'unico dato che mi sento di riportare come un dato estremamente positivo è la crescita della parte del territorio dedicato alla sostenibilità, sia in termini del nostro progetto RRR, sia in termini di biologico. Siamo praticamente a ridosso dei siamo a 2000 ettari interessati che sono andati direi molto bene nella gestione del vigneto. C'è una costante crescita da parte dei produttori, anche quelli estremamente piccoli, parliamo di 1,5 ettari che si dedicano a queste pratiche. Diciamo che l'aspetto estremamente positivo che trovo del nostro progetto è che consente alle aziende di fare un training diciamo di 1 o 2 anni per poi passare al biologico, quindi l'obiettivo che ci siamo dati ancora 10 anni fa lo stiamo raggiungendo e quindi diciamo che anche da questo punto di vista ci allineiamo con quelle che sono anche, mi pare, gli orientamenti delle altre denominazioni venete. Non mi sento di aggiungere altro in quanto direi che insomma diciamo va tutto bene. Confidiamo insomma che le piogge si alternino abbastanza bene, anche perché da noi, come nel resto del Veneto, il grosso problema nella maggior parte dei vigneti è proprio la gestione dell'acqua, che ovviamente manca. Grazie e buon proseguimento.
Grazie direttore. Ci spostiamo da ovest, andiamo verso est. Passiamo per i colleghi Ugani, la cantina di Vo, abbiamo Roberto Toniolo. Vai Roberto, grazie. Allora, buongiorno a tutti, grazie Renzo. Allora, come è emerso negli interventi che mi hanno preceduto, dal punto di vista climatico, anche questa prima parte di campagna viticola nel territorio uganeo è stata caratterizzata da sostanziale assenza di piogge, con una conseguente siccità che si è protratta fino allo scorso mese di maggio. Da una decina di giorni si stanno verificando degli eventi meteorologici anche di forte entità che hanno apportato circa un centinaio di millimetri d'acqua, il 50% sostanzialmente della pioggia accumulata. Fortunatamente nel nostro territorio senza grandinate di rilievo. Queste condizioni, unitamente, come è stato ricordato, a un accentuato abbassamento di temperatura in un certo periodo tra fine marzo e i primi di aprile, ha condizionato il germogliamento con una percentuale di germe cieche intorno al 15-20%. Ecco, alcune aziende hanno potuto ricorrere all'irrigazione di soccorso e in questo modo mitigare o annullare gli effetti di questa siccità, ma con 3 o 4 interventi almeno. Il fatto è che non tutte le aziende dispongono di impianti o acqua ad uso irriguo, e questo è deve essere oggetto di riflessione, perché se vogliamo in qualche modo andare incontro alle problematiche di cui abbiamo parlato prima, probabilmente a livello di territorio oltre che di azienda dobbiamo fare delle considerazioni. Per quanto riguarda la fioritura, è stata accompagnata da un clima buono e pertanto c'è stata una ricaduta favorevole sia sull'allegagione ma anche sulla dimensione e la forma dei grappoli. L'aspetto positivo è che questo andamento climatico ha sicuramente determinato una gestione favorevole della lotta alla peronospora e all'oidio, riducendo il numero dei trattamenti, con evidenti ricadute positive sull'ambiente circostante e sostanzialmente sulla sanità delle viti. Confermo la presenza sempre di virosi, flavescenza dorata e glielo nero e ormai, come è stato detto e ricordato, la novità GPGV anche su glera, anche nel nostro territorio e in particolar modo su impianti giovani. Ecco, per quanto riguarda la gestione degli insetti, stiamo facendo un'attività di monitoraggio coordinata con tutti i tecnici che lavorano nel territorio, condividendo i dati a cadenza settimanale nei vari quadranti nei quali abbiamo suddiviso il territorio. Nei prossimi giorni daremo indicazioni su come procedere alla lotta allo Scafoideus. Una nota riguarda in particolare sicuramente la cavalletta, la Barbitestes vicentinus, che a ridosso delle zone boschive diciamo si manifesta molto vorace. E poi in ultima non posso non fare un accenno anche alla fauna selvatica, in particolare alla presenza di cinghiali, che qui nella nostra zona purtroppo ci sono e in questa fase stanno scorazzando nei vigneti alla continua ricerca di cibo e quindi in questa fase danneggiano quello che è il suolo, il manto erboso, esponendo purtroppo il suolo a rischio erosione idrica, in particolar modo quando ci sono eventi climatici così importanti, tali poi da rendere impraticabili i vigneti nei momenti in cui si andrà poi a fare i trattamenti o le varie lavorazioni. E quindi speriamo che nel tempo possa essere arginato o contenuto questo problema. Io direi di non avere altro da aggiungere, vi ringrazio per l'attenzione e auguro a tutti buon lavoro. Grazie Roberto Toniolo, che è dalla cantina di Vo, che tra l'altro ricordiamo il centro di Vo, comune di Vo, coinvolto proprio dalla pandemia delle scorse settimane, quindi un ricordo anche a tutto il comune, a tutto il paese.
Grazie. Passiamo adesso a Stefano Quaggio, direttore del Consorzio Vini Venezia. Prego Stefano. Grazie Renzo, buongiorno a tutti. Nel nostro territorio, sia nella zona del Piave, da cui si producono i vini della omonima denominazione e il Malanotte del Piave d'OCG, ma anche nella zona del Lison Pramaggiore, da cui si produce Lison di OCG e i vini appartenenti alla DOC Lison Pramaggiore, e nei due territori amministrativi di Treviso e Venezia, da cui si produce il Venezia DOC, l'andamento stagionale si è riflesso in questa maniera. Insomma, c'è stato un anticipo del germogliamento rispetto all'anno precedente di almeno una decina di giorni. In molte varietà, soprattutto quelle appartenenti alla famiglia dei Pinot, quindi soprattutto il Pinot Grigio, c'è stato un minore germogliamento, cioè meno gemme, più gemme secche rispetto agli anni passati. Soprattutto quindi sulle varietà a Pinot Grigio appartenenti alla famiglia dei Pinot, sia su quei vigneti che lo scorso anno vennero colpiti da quelle grandinate, da quelle 3-4 grandinate che ben ci ricordiamo. Tutto ciò in teoria dovrebbe riflettersi sul carico produttivo vendemmiale di quest'anno. Si prevede in particolar modo su questi vigneti, ma anche su tutte le varietà autoctone del nostro territorio, i rabosi nella zona del Piave, i toccai nella zona dell'Ison Pramaggiore, ma anche gli incroci manzoni, sicuramente un carico produttivo inferiore e quindi una vendemmia con azioni sicuramente più limitate rispetto allo scorso anno, rispetto agli ultimi anni. Questo dovrebbe, speriamo, riflettersi in maniera positiva sulla qualità finale del prodotto. Dal punto di vista sanitario, in questi 2 mesi e mezzo, 3 circa di ripresa, non c'è stata una forte pressione meteorologica, quindi sulle avversità, fra tutte la peronospora, e quindi fondamentalmente i vigneti, tranne quelli, diciamo alcuni vigneti a varietà Pinot Grigio, li troviamo con una buona vegetazione che ben si è allungata e colorazioni più normali, comuni, diciamo. Nell'ultimo fine settimana, purtroppo, in alcune piccole aree di Treviso, nella zona di Codogné, Spresia, Godega, di Sant'Urbano, ci sono state delle precipitazioni a carattere temporalesco forti che hanno generato delle grandinate, e qui in alcuni vigneti hanno asportato una grande parte, diciamo, della vegetazione, che si rifletterà sicuramente questa problematica sulla vendemmia di quest'anno su questi vigneti e probabilmente anche sul 2021. Noi comunque complessivamente possiamo dire che in tutte queste 3 territori che il Consorzio Vini Venezia tutela, ovvero il territorio del Venezia DOC, dell'Ison Pramaggiore DOC e del Piave DOC, la situazione è abbastanza positiva dal punto di vista vegeto produttivo, e quindi speriamo onestamente che i nostri produttori facciano poi il proprio nel proseguo di questi mesi e successivamente poi anche in cantina, per poter arrivare a quei prodotti che il 2019, ricordo alcuni bianchi della zona dell'Ison, ma anche alcuni rossi, hanno fatto fuoriuscire, insomma, con le loro potenzialità. Niente, questo era il quanto, vi saluto e vi ringrazio. Bene, grazie Stefano. E chiudiamo la carrellata con Andrea Battistella del Consorzio Prosecco DOC e poi passiamo ad alcune domande che ci sono. Prego Andrea. Grazie. Intanto buongiorno a tutti, porto anche i saluti del Presidente Zanetta, che in queste ore ci stiamo preparando per l'assemblea di domani, proprio che avrà, diciamo, un carattere sulla gestione della produzione che diceva prima anche il direttore Lorenzoni, no? Per quanto riguarda la glera, diciamo come la garganica, geneticamente portata dal punto di vista quantitativo per far fronte a diverse tipologie di condizioni climatiche.
Tenuto poi conto che la DOC Prosecco è una DOC interregionale, quindi comprende ben 9 province, abbiamo, si può dire che le grandinate registrate domenica, soprattutto nell'areale trivigiano, come diceva anche il direttore Quaggio, sull'area di Godega, Gaiarine e Codognè, che sostanzialmente hanno quasi abbattuto il 100% della produzione. Nella complessità della DOC non si dovrebbe risentire, diciamo, di forti, diciamo, di significative perdite di produzione. Potrebbe invece essere una problematica quella relativamente alla piovosità, ovvero abbiamo necessità di giornate soleggiate, comunque con caldo, per poter diciamo, come si dice, poter andare a poter svolgere le operazioni di difesa del vigneto, perché in questo caso, se peronospora potesse prendere piede, potrebbero esserci dei danni più diffusi nella denominazione in tutti i territori, no? Quindi per quanto riguarda l'andamento climatico è già stato ampiamente dibattuto nei predecessori, diciamo dagli altri relatori. Magari volevo più focalizzarmi sulla produzione, perché in quanto viene influenzata sia dall'andamento climatico, ma anche, diciamo, ci sono dei fattori umani che intervengono nella produzione, come quelli che ha indicato precedentemente il dottor Zanor relativamente alla vendemmia verde, ma poi ci sono anche i consorzi, grazie agli strumenti messi a disposizione dalla normativa vigente, in cui si può andare a regolare questa produzione, soprattutto per far fronte a quella che era la prima preoccupazione dei viticoltori espressa dal professor Tommasi, ovvero la redditività del vigneto e il valore delle uve, e poi di conseguenza del vino base e della bottiglia. Come consorzio, anche come tutti gli altri che sono intervenuti prima, già da quest'anno metteremo in campo la misura già collaudata dello stoccaggio, oppure diminuzione di rese, oppure eliminazione degli esuberi produttivi, e quindi cercheremo diciamo, di dare risposte positive a quelle che sono le domande e le esigenze della filiera produttiva, in modo che venga sempre garantita quella produzione lorda vendibile che riesca a mantenere da un lato economicamente l'azienda, ma che riesca anche a dare delle risorse per investire soprattutto nella sostenibilità ambientale, che è un tema, diciamo, imprescindibile ad oggi. Io concludo qua, vi ringrazio e vi auguro buona giornata. Grazie Andrea. Con il direttore con Andrea del consorzio, Andrea Battistella del consorzio Prosecco DOC, abbiamo concluso la nostra carrellata. Prima di passare alle domande e alle risposte che Diego Tommasi dovrà darci, perché sono rivolte a lui, c'è anche una richiesta di intervento da parte del professor Vasco Boato, che colgo l'occasione di salutare. Prego professore, se mi sente. Sì, grazie Micheletto, grazie a tutti voi. Interessantissima incontro, in un momento particolarmente difficile. Ho chiesto di poter intervenire per due cose. La prima, per associarmi pienamente e plaudere all'iniziativa della Regione in memoria di Giuseppe Cattarin, di Beppe Cattarin. Ci legava un profondo rapporto di amicizia, di stima e anche di lavoro. Eravamo impegnati in quest'ultimo periodo proprio sugli ultimi passaggi legati all'assestamento. Il segnale non è buono, professore, la voce va e viene. Del Pinot Grigio delle Venezie. Stavamo, diciamo, e quindi è stata una cosa che ci ha profondamente colpito, sottoscritto in particolare, tutti coloro come penso a Eugenio Pomarici, a Luca Rossetto, cioè a quelli che fanno parte del gruppo degli economisti che erano appunto impegnati in questa attività. Penso di poter interpretare il pensiero anche dei colleghi, di essere a disposizione per associarci alle iniziative che si vorranno intraprendere in memoria e per ricordare degnamente
la memoria di Beppi Cattarin. Ha creato un vuoto, è difficile poterlo colmare. Sono pienamente d'accordo con le parole anche dette da Diego Tommasi. Vengo ad porre una questione che è legata alla gestione della contingenza. Rimango abbastanza, come dire, uso un termine forse un po' forte, basito nel sentire quanto ci ha detto il dottor Zanol in ordine ai provvedimenti così necessari e importanti per risolvere o comunque attenuare, dare un contributo a limitare, diciamo, l'impatto economico molto per alcune realtà produttive, come è stato precedentemente ricordato, per alcune tipologie almeno produttive, per alcune cantine, che saranno, questo impatto sarà molto forte, molto intenso. Quindi apprendere che dal Ministero non c'è ancora una delle proposte che dovrebbero essere per ieri, non per oggi. Già oggi è tardi, no? E qui si parla che si stanno definendo, delineando, ancora siamo in questa fase, effettivamente c'è un moto di ribellione che si fa fatica a contenere. E legandomi a questo, che così è un sentimento che viene immediato, mi chiedo e pongo la domanda e poi termino il mio intervento a Diego Tommasi, se tra le misure di cosiddetta vendemmia verde lui ritiene ci sia qualche intervento che meriterebbe di essere preso in esame sin d'ora per saranno rese disponibili queste risorse e questa possibilità. E chiedo poi al dottor Zanò se c'è anche un'indicazione sull'entità. Mi pare di aver sentito, si parla di 100.000 ettari e delle somme che più o meno dovrebbero essere rese disponibili per i produttori. Grazie. Grazie professor Boato. Allora, Diego, sei stato tirato in ballo sia da Aldo Lorenzoni per quanto riguarda la programmazione per la produzione e soprattutto poi per la zonazione quando si è riferito a questo. E se vuoi intanto rispondere a questa domanda, perché poi ce n'è un'altra subito per te. Vai con la prima. Sì. Beh, Aldo ha toccato due problemi non da poco. La prima, previsioni produttive. Questo problema è emerso in tutta quanta la sua importanza nel 2018, quando ci siamo trovati alla vendemmia con rese che erano del 50-70% superiori alle previsioni. Questo è il motivo per cui è anche stato costituito e strutturato ancora meglio questo gruppo di lavoro che vi ho ricordato all'inizio, che già quest'anno si è già trovato 2 volte presso gli uffici, no, quest'anno in via telematica, ma è vero, ma anche l'anno scorso presso gli uffici della Regione per monitorare costantemente la situazione del Veneto. E questo poi adesso andrà avanti fino in prossimità della vendemmia. Aldo, la produzione la si fa in 2 modi, ed è fatta in 2 modi, dal numero dei grappoli e dalla dimensione del grappolo. Allora, per quanto riguarda il numero del grappolo, insomma, mi pare che quanto ha messo a punto Extenda Vitis e quanto può essere quindi anche così moltiplicato in altre realtà, il fatto di far germogliare in fretta le gemme e contare i grappoli è un sistema abbastanza, direi che dà una precisione del circa l'80% su quelle che possono essere le previsioni del numero dei grappoli. Ovviamente nel momento in cui noi sappiamo questo, e visto che lo sappiamo già a novembre, si potrebbe reagire già con la potatura, quindi maggior numero di gemme in funzione delle dimensioni dei grappoli. Però poi c'è un secondo elemento che è le dimensioni del grappolo, e sappiamo che questa purtroppo non è facilmente governabile, in quanto tra l'altro dall'invaiatura alla raccolta possiamo avere un aumento anche del 30, 50, anche del 60% di quello che è il peso del grappolo, e tutto dipende dalle precipitazioni. Per cui se il primo fattore, se il numero di grappoli lo possiamo in qualche modo gestire con la potatura, certo le dimensioni dei grappoli non riusciamo a fare altrettanto. Allora, abbiamo parlato più volte, la gestione del vigneto, sicuramente se cominciamo ad usare dei cloni che siano cloni più nuovi, più innovativi e quindi meno produttivi, con grappoli meno pesanti, è già una direzione verso una produzione un po' più calmierata. Seconda cosa,
io continuo a insistere, ridurre le concimazioni e sostituirle con lavorazioni al terreno. La concimazione molto spesso dà anche questo eccesso di vigoria che si traduce poi anche sulle dimensioni dei grappoli. Per cui ridurre le concimazioni, fare le concimazioni post vendemmia, fare un po' di concimazione in pre-fioritura o su dopo la fioritura, ma sostituire le concimazioni con le lavorazioni del terreno. Quindi arieggiamenti e decompattamenti per porre gli apparati radicali nelle condizioni migliori per poter usufruire di ciò che la natura ci dà e di ciò che è già presente nel terreno. Quindi anche questo rende il vigneto meno sensibile agli andamenti stagionali e i grappoli meno sensibili ad errori o comunque alle concimazioni. Quindi credo che sia questo. Noi abbiamo provato l'anno scorso, 2019, con una ditta israeliana a quantificare già proprio in questa fase, quindi granello di pepe, la produzione del vigneto. C'è questo strumento iperspettrale gestito da questi israeliani, passano velocemente sul filare e lo strumento legge il numero dei grappoli, dopodiché ovviamente bisogna rifarsi a un peso medio del grappolo per verificare la produzione di quel vigneto. L'anno scorso la precisione è stata del 94% nella glera e del 92% nel caso del pino grigio, con forme di allevamento tipo cordone libero, quindi dove i grappoli erano abbastanza ingolfati. L'obiettivo di quest'anno era quello di associare a questa lettura che gli israeliani durante l'inverno possono rendere real time, cioè immediatamente io conosco quant'è la produzione del filare, ad un attrezzo che l'Università di Limburg sta mettendo a punto, una spazzolatrice che immediatamente può spazzolare le foglie, compresi anche i grappoli, e ridurre un po' quello che è il numero dei grappoli o il peso del grappolo. Quindi queste direi che sono le tecniche che possiamo andare incontro, ma il tutto dipende sempre da quanto il grappolo si ingrossa dal momento dell'invaiatura in avanti. Ecco che forse anche se gli impianti di irrigazione in un modo possono riequilibrare il peso del grappolo, quindi portarlo su un livello medio, le precipitazioni a volte lo portano anche oltre il livello medio e quindi si va fuori. Però ecco, è un problema assolutamente vero, è un problema in cui si sta lavorando e bisogna lavorare solo su queste linee che ti ho detto. Non ci sono altre linee su cui giocare. Numero dei grappoli, cloni meno produttivi, gestione migliore del vigneto in modo da renderlo più resiliente e poi riduzione del numero di grappoli quando si rende conto che sono eccessivi. Per quanto riguarda, invece dicevi, ecco, perché non riprendere in considerazione tutti i lavori di zonazione, rivederli sotto un nuovo punto di vista? Anche questa è una considerazione corretta. Cioè, se noi abbiamo individuato con la zonazione che, faccio un esempio, l'Isompra Maggiore con i suoi terreni da un 50-60% di argilla è particolarmente evocato per ottenere dei grandi vini, siamo sicuri che il fatto di coltivare Pinot Grigio e Glera sia proprio la strada più giusta? Non potrebbe esserci un impegno da parte di chi deve, in primis anche della ricerca, di individuare anche nuove tipologie di varietà, sempre rosse, mi riferisco in quell'area lì, e nuovi vini che possono essere dei vini che magari fra 10-15 anni, tempo per metterli a punto, possono diventare dei vini estremamente interessanti. La diocesi Prosecco ci ha fatto rifare in quest'ultimo anno il libro della zonazione fatto 15 anni fa. Lo abbiamo totalmente rivisto, abbiamo inserito capitoli assolutamente nuovi, tipo la sostenibilità, tipo la gestione del paesaggio, tipo quanto i cambiamenti climatici influenzano anche poi gli aspetti aromatici dell'uva. Quindi ecco, in questo caso è stata rivista la zonazione in termini soprattutto di sostenibilità e di cambiamento climatico, dando informazioni nuove per chi si affronta a studiare, a conoscere un nuovo territorio. Ma sono d'accordo che potremmo rivedere questi studi, ma soprattutto io direi giocando molto di più su fattori legati alla scelta varietale, alla scelta del modello viticolo e quindi portarli su un piano proprio di previsioni future dei prossimi 10 o 15 anni. Per quanto riguarda il professor Boato, mi faceva un po' paura prima anche a me quando Zanol diceva stanno ancora decidendo sulla vendemmia verde, ma la vendemmia verde l'ha fatta adesso, cosa aspettiamo? Di farla in fase di invaiatura quando abbiamo già speso soldi per i trattamenti, quando la pianta ha dovuto sfruttare energia, assorbire elementi nutritivi che dovremmo restituire per un'operazione che andrebbe fatta esattamente adesso. Per cui sono d'accordo col fatto che se c'è da fare qualcosa bisogna farlo in modo assolutamente urgente. Adesso come adesso il viticoltore può, a mio avviso, sentendo poi anche quelle che saranno le direttive che verranno date domani per quanto riguarda la glera, cercare di portare il suo vigneto in quello che è il meno
quello che sono le previsioni o i dettami del disciplinare. Noi abbiamo lavorato gli ultimi 15 giorni per fornire alla Regione e ai consorzi, a Valore Italia e così via, i nuovi pesi medi dei grappoli, quindi tenendo conto degli ultimi 15 anni. E sulla base di questi bisognerà immediatamente, eventualmente, agire per portare le produzioni dove sono in esubero sui livelli dettati dai disciplinari o dalle regole che verranno dati. Poi bisognerà attendere di vedere quello che si deciderà, ma sono d'accordo con te, Vasco, è impensabile fare una vendemmia verde fra un mese. Cioè, ormai, vabbè, la fai perché, ma insomma, hai vanificato quello che può essere anche un discorso di sostenibilità e di risparmio complessivo nel vigneto. Bene, grazie Diego. C'è un'altra domanda che invece pone il dottor Cristian Bolzonella del Dipartimento TESAF dell'Università di Padova. Lui ti chiede cosa ne pensi della nuova strategia Farm to Fork dell'Unione Europea di ridurre del 50% l'uso di pesticidi sia in quantità che per tossicità entro il 2030. È un obiettivo fattibile nelle nostre aree viticole? Che strategie dovremmo seguire? Cioè 2030 sembra, ma è un lampo, ci si arriva in un attimo, ci si arriva. Io da questo punto di vista sono fiducioso. Sono fiducioso, ok, lasciamo da parte il discorso delle varietà resistenti che sicuramente potrebbero permettere di ridurre anche più del 50%. Sono fiducioso perché vedo che c'è veramente una grande enfasi, innanzitutto dalle ditte multinazionali che stanno proponendo degli induttori di resistenza che possono realmente contribuire a questo aspetto. Noi stiamo provando 7 diversi induttori di resistenza, vabbè, questa non è una nata aggressiva, però oggi il testimone presentava i primi segni evidenti di peronospora, 4 di questi induttori la vegetazione è ancora perfetta. Seconda cosa, c'è un grosso studio anche riguardo a strategie assolutamente innovative, quindi so che ad esempio l'Università di Padova sta provando le tecniche dell'ozono, qualcuno sta provando i francesi o così via, gli ultravioletti, per cui anche qui tempo 2-3 anni qualche novità importante ci sarà. Quello che possiamo fare noi per ridurre, non dico del 50, ma ridurre in modo sostanzioso la resa è la gestione del vigneto, gestione soprattutto della parete vegetativa, gestione ancora delle concimazioni, gestione delle irrigazioni. La gestione del vigneto potrà permettere un 20-30% di riduzione sicuramente, ma avvalendoci anche delle esperienze che sono state fatte in questi anni, tant'è vero che quest'anno ci sono state delle aziende che hanno fatto il primo trattamento già a maggio inoltrato. Non c'erano le condizioni, non c'era nessun allarme, nessuna preoccupazione, per cui ecco, una viticoltura fatta su base tecnica ti permette anche di far fronte a stati d'animo che altre volte ti porterebbero, anni passati avrebbero portato a intervenire. Per cui 50% non è poco, 9 anni non sono molti, 10 anni non sono molti, sono veloci a passare, ma sicuramente un 30% io direi che già nei prossimi 4-5 anni, 6 anni potrebbe essere raggiungibile. Il 50% lo si può raggiungere veramente se abbiamo qualcosa di veramente innovativo, che però, ripeto, potrebbe arrivare sia dalle stesse ditte, sia anche però da chi studia sistemi alternativi. Grazie Diego. Una domanda arriva anche dal dottor Pier Claudio De Martin di Uvive, al quale io cederei anche la parola direttamente, se magari accende l'audio, il suo microfono, eccolo là, e quindi magari la pone lui direttamente. Prego, vai Pier Claudio. No, più che una domanda, volevo innanzitutto associarmi al ricordo dell'assessore PAN di Diego Tommasi e di Vasco Boatto di Beppi Catarin. E questo sia a livello personale, perché ahimè sono un presidente di lungo corso, sia come presidente dell'Uvive, credo di interpretare anche lo stato d'animo dei miei colleghi presidenti e soprattutto dei tecnici che sono loro che si sono interfacciati con Beppi nel corso di questi anni. È stato raro trovare, parlo del mondo del vino a livello nazionale, una persona straordinaria sia sotto il profilo professionale che sotto il profilo umano, perché al di là della competenza e della conoscenza dei problemi abbiamo sempre incontrato la sua
grande disponibilità e soprattutto la sua grande passione verso quello che faceva. E quindi è logico che andremo a condividere e chiaramente ad aderire a tutte le iniziative che verranno messe in piedi per ricordarlo. Detto questo, io volevo innanzitutto fare una considerazione, allacciandomi a quello che ha detto Tommasi e anche a due numeri che ha dato il direttore della Valpolicella, Olga Businello, in relazione a condizioni meteo, perché io sono il presidente di una cantina il cui comprensorio è stato parzialmente interessato dall'ondata di maltempo di giovedì pomeriggio e ragionando in termini numerici, per carità, ci siamo trovati sbattuti in prima pagina perché evidentemente adesso che non c'è più la pressione del coronavirus, un qualcosa i giornalisti enfatizzando devono pur scriverlo. L'immagine che ha fatto vedere Tommasi è un'immagine eloquente, ma riguarda, lo dico, ripeto, da presidente della cantina, 60-80 ettari al massimo di un comprensorio di 1200 ettari, che è quello sul quale insiste la cantina di Orsago, e credo che la stessa cosa valga per i vignaioli veneto-friulani, che è l'altra grossa struttura cooperativa interessata dal fenomeno. E non condivido completamente le preoccupazioni che ci sono riguardanti lo stato fitosanitario dei nostri vigneti, perché fino alla settimana scorsa era assolutamente perfetto. Non credo che debbano spaventarci una settimana di pioggia o le previsioni per la prossima che daranno tempo variabile. Io ricordo sempre che abbiamo fronteggiato brillantemente l'annata più disgraziata, che fu quella del 2014, portando a maturazione le uve in uno stato fitosanitario buono, e quindi credo che quanto è successo in queste ultime 2 settimane non debba spaventarci. Un'ultima cosa invece riguarda le misure che sono state messe in campo per aiutare i viticoltori a fronteggiare l'emergenza economica determinata dalla pandemia e da quello che ha comportato in termini di rallentamento dei consumi, soprattutto nell'Horeca, sia a livello nazionale che a livello estero. Era evidente, credo, dal primo momento che nessuno di noi si sarebbe giovato della distillazione di crisi, perché a 27 centesimi al litro credo che non ci sia nulla da mandare in distillazione. Per quanto riguarda l'altra misura, chiamiamola impropriamente quella della vendemmia verde, quella che in realtà potrebbe interessarci, considerato che è stata anche anticipata da tutta una serie di iniziative che le maggiori denominazioni d'origine controllata venete hanno già assunto in materia di riduzione delle produzioni, che vanno ben oltre il 15%, che è il tetto minimo messo per potersi giovare dei contributi. La cosa che mi sento di potermi augurare, qui starà alla determinazione politica dell'assessore Pan e alla determinazione tecnica del dottor Zanol, al di là dei 2 centesimi in più o in meno che potremmo, dei 2 spiccioli in più o in meno che potremmo prendere, è di individuare delle procedure che siano il più semplici e il più lineari possibili per accedere a questi contributi, perché in realtà per altre cose che hanno riguardato in generale il mondo agricolo, non soltanto la viticoltura in particolare, partendo dall'8 marzo in poi abbiamo avuto invece la prova di quanto sia difficile poi tradurre nella pratica tutta una serie di
iniziative a nostro favore che sono state ripetutamente sbandierate in televisione e riprese dai giornali. Bene, grazie direttore De Martin. Non vedo altre domande nella chat. Posso dire una cosa, Renzo? Certo, Diego, vai. No, mi è arrivato un messaggio da parte di Giuseppe Rama, il quale ricorda a me e poi anche a De Martin, dice: guardate che la peronospora la vedremo fra 10 giorni. Per cui per Claudio dobbiamo ancora tremare qualche giorno. Io e te. No, ma io non ho spento ancora il microfono, lo faccio subito. Ho fiducia nella capacità dei tecnici che ci seguono e nella nostra professionalità come agricoltori. Certo, però voglio dire, ecco, forse ha ragione anche Giuseppe nel dire attenzione, perché il fatto che non ci sia ancora oggi non è detto che tra qualche giorno non si possa vedere. Insomma. Comunque ecco, concordo anche con te che non vedo preoccupazione, anche perché ci sono strumenti sia in un settore che nell'altro per poterci difendere. Grazie Diego. Abbiamo ampiamente sforato il tempo che ci eravamo dati, ma visto anche il numero di persone che ancora ci stanno seguendo, vuol dire che l'incontro è riuscito e anche i contenuti sono assolutamente stati interessanti. Io chiedo per piacere di chiudere un po' l'incontro di oggi sia al commissario di Veneto Agricoltura, ingegnere Alberto Negro, e poi all'assessore Giuseppe Pan, e poi appunto chiuderemo questo primo focus del trittico vitivinicolo 2020 e poi ci daremo appuntamento per il secondo focus ad agosto. Prego ingegner Negro se vuole chiudere un po' l'incontro di oggi. Grazie Renzo, certamente sì, è stato un incontro molto interessante. Ho tenuto sotto controllo anche il numero delle persone che erano collegate, ci sono stati momenti di punta, ma che hanno toccato un centinaio di persone, ma siamo sempre stati attorno alle 85-90 presenze. Questo è molto interessante, per dimostrare che probabilmente, anche se non ci sarà, come speriamo tutti, un'emergenza l'anno prossimo o per i prossimi appuntamenti del trittico, comunque farla di persona, ma comunque prevedere un collegamento di questo tipo potrà dare maggiore diffusione alle nostre informazioni e a quello che noi stiamo facendo. Ho preso nota di alcune considerazioni che sono state fatte, a parte la situazione meteo che diciamo è stata molto variabile in questi mesi. Abbiamo parlato di fertilità della gemma, sono temi tecnici che sono stati molto importanti per capire quali potrebbero essere quale potrebbe essere sia la situazione della vendemmia, che mi risulta anticipata anche quest'anno. Diego Tommasi annunciava che probabilmente sarà la più anticipata rispetto agli anni passati, ulteriormente di una decina di giorni, e temi che probabilmente andranno a toccare la produttività anche dei terreni, con delle situazioni che sono un po' estreme, tra il meno 25-30% del Pinot Grigio a situazioni invece molto interessanti del più 15-20% del Corvina, con tutta una situazione intermedia che va a crearsi. Che cosa serve? Questo è un altro tema che un grande professionista come Diego e una grande struttura come il CREA sta valutando. Che cosa può servire ancora? Due cose io ho segnato fra le 4 o 5 che Diego Tommasi ha evidenziato: la viticoltura di precisione e le nuove varietà climatiche e le nuove varietà viticole. I cambiamenti climatici ci portano a pensare al futuro, e per futuro non intendiamo probabilmente il 2030, ma intendiamo il 2050, quindi dobbiamo pensare non solo ai goal dell'agenda 2030,
ma dobbiamo pensare anche al Green Deal e agli obiettivi un momentino più ambiziosi. E quindi questi cambiamenti climatici ci devono far pensare quale potrà essere la viticoltura veneta e quale sarà la situazione del Veneto nei prossimi 20-30 anni. Dobbiamo cominciare a pensarci seriamente, ci sono delle soluzioni che possono essere interessanti, ma dobbiamo sperimentare. Ecco il ruolo di Veneto Agricoltura nella sperimentazione, che non è detto che debba fare a casa propria, ma può fare anche presso altri produttori, e quindi invito la Regione e l'assessore Pan a tenere sempre molto ben presente quelle che sono le grandi capacità nella sperimentazione di Veneto Agricoltura, nel collaborare con tutte le istituzioni per un futuro della viticoltura che sia in linea con quelli che sono questi cambiamenti climatici verso i quali stiamo andando. La viticoltura di precisione, la precisione in agricoltura per noi è un tema assolutamente determinante. Noi siamo probabilmente l'azienda nel campo dei seminativi con il nostro fiore all'occhiello Valle Vecchia, siamo probabilmente l'azienda più organizzata oggi da un punto di vista dell'agricoltura di precisione nel campo dei seminativi, non credo solo in Italia, ma tra le più importanti certamente in Europa, ma siamo certamente la più importante in Italia, su questo non c'è alcun dubbio. La gestione dell'acqua e la gestione del terreno e la gestione della salinità in aumento, eccetera, sono tutti temi sui quali Veneto Agricoltura sta lavorando. Mi dispiace che non ci sia stata la possibilità di sviluppare la viticoltura di precisione, erano dei progetti che avevamo valutato insieme al CREA, ma ci sono stati diciamo, degli orientamenti politici che ci hanno dirottato verso altre strade. Questo mi dispiace molto, perché io credo che la viticoltura di precisione sia il futuro. Poter valutare esattamente dove, in che dosi e in quale modo si possono fare, si devono fare i trattamenti, è l'unica soluzione che ci potrà essere. Questo noi, su questo ci credevamo, e quindi continueremo a dare tutto l'appoggio possibile nella sperimentazione, se non a casa nostra, a casa di altri, per quanto riguarda questi temi importanti, le nuove specie che ci possono essere, la viticoltura di precisione. Con questo ringrazio tutti, perché è stata un'attenzione molto forte da parte di molte persone e una professionalità espressa ancora una volta dai nostri interlocutori che è stata molto importante e dà molta soddisfazione a noi. L'ultimo pensiero su quello che è stato il tema toccato un po' da tutti, il ricordo di quel grande uomo che è stato nel settore della viticoltura, che è stato Bepi Catarin. Sono molto contento che l'assessore Pan abbia diciamo, accettato questo invito che un po' gli avevamo fatto, di poter dedicare il trittico a Bepi Catarin. Sono molto contento di questo, sono molto contento che la Giunta sia d'accordo su questo, e parleremo con la famiglia, vedremo di confrontarci, perché il ricordo di Bepi Catarin nel trittico sia uno dei pensieri che tutti noi gli dobbiamo per tutto quello che lui ha fatto. Grazie a tutti e buona giornata. Grazie Ingegner Negro, commissario di Veneto Agricoltura. Chiedo all'assessore Pan la chiusura definitiva dell'incontro di oggi. Grazie. Sì, anch'io naturalmente nel salutare tutti faccio i complimenti a dottor Negro e a Veneto Agricoltura, a tutti voi per l'organizzazione di questa giornata importante, la prima poi del trittico, e quindi dove naturalmente sono stati fatti e toccati i punti essenziali e importanti del nostro sistema.
Mi associo anche alle parole del dottor Negro per il futuro di quello che saranno le nostre ricerche, le attività di Veneto Agricoltura, ma anche del tavolo della sostenibilità che come assessorato insieme al CREA, insieme comunque all'Università di Padova, insieme attualmente a tutti gli attori che oggi sono qui presenti e che risaluto prima di congedarci, è l'obiettivo, sì, le sfide europee della nuova PAC. Si sta parlando, qualcuno ha accennato prima al Farm to Fork, alla riduzione dei fertilizzanti, dei fitofarmaci, anche in maniera importante. Sono le sfide del futuro, insieme naturalmente alla revisione del PAC, dei PSR, tutto quello che saranno comunque gli attualmente obiettivi futuri. Quindi assolutamente saremo sul pezzo con il nostro sistema e avremo bisogno della collaborazione di tutti voi. Anch'io comunque, giusto per fare il sunto della giornata, mi sono appuntato molte cose e abbiamo visto che comunque avremo un anno soddisfacente, al di là naturalmente del clima, delle tempeste e di quello che è stato. La preoccupazione forte, soprattutto la mia, non so se poi è quella che riusciremo anche comunque di vedere i dati poi in estate, è quella comunque della ripresa del mercato, del sistema e delle esportazioni e naturalmente di tutti i consumi anche interni, perché poi abbiamo già molta riserva nelle cantine, quindi se ci prospettiamo un anno anche di ottima quantità e qualità anche quest'anno, la preoccupazione è poi come naturalmente piazzare e come saranno le risposte dei consumatori riguardo naturalmente al nostro mondo vitivinicolo. Questa è una preoccupazione che naturalmente noi abbiamo voluto sostenere con una promozione importante sia del turismo, che è la prima risorsa regionale, e sappiamo quante difficoltà abbiamo nel turismo quest'anno. Erano 70 milioni le presenze dell'anno scorso, quest'anno speriamo di come dire, tener duro e di resistere, perché poi sarà un anno di resistenza per tutti e chiaramente 70 milioni in meno di bocche da sfamare e da dare da bere chiaramente si faranno sentire. È chiaro che questa contrazione dei consumi percentuale ci sarà, ma dovremmo capire quali saranno le alternative, quali saranno i mercati che noi dovremmo affrontare per appunto piazzare i nostri prodotti sempre di più. Questa è la sfida almeno nel breve periodo e penso che tutto il sistema debba lavorare ancora in maniera più sinergica appunto nell'aggressione sia dei mercati internazionali che quelli interni. Io con questa riflessione chiudo, vi ridò appuntamento ad agosto e auguro a tutti voi intanto una buona salute e naturalmente di rivederci presto nelle nostre considerazioni tecniche. Grazie ancora e buona giornata a tutti. Grazie Assessore. Con questo chiudiamo, salutiamo tutti. Ricordiamo che la registrazione e anche le slide dell'incontro saranno disponibili sui nostri canali social. Quindi un saluto ancora a tutti quanti e arrivederci ad agosto per le previsioni vendemmiali. Arrivederci, buongiorno a tutti. Ciao a tutti, grazie. Grazie. Vi auguro una suave giornata. Grazie a tutti, grazie. A presto. Quanto te la sei preparata, Aldo, questa? Oh, la dico sempre, quasi ogni giorno. No, non si può dire una giornata amarona, non si può dire, di gusto hai ragione. Vorrei però dirvi una giornata un po' meno durella, un po' più soave.